Buongiorno a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento del mattino di Tele4, sveglia Trieste, dalle 7 alle 10 in diretta, con gli ospiti a partire dalle 8, oggi in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana. A seguire dalle 9 alle 10 sarà con noi Ali Yazmik del Partito Democratico, vicepresidente della consulta degli immigrati. Andiamo a vedere la pagina meteo per quanto riguarda oggi e la situazione generale del Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi affluiscono correnti umide sud-occidentali che mantengono instabilità. Tra venerdì e sabato in quota affluirà aria più calda e secca. Per quanto riguarda oggi, mercoledì 4 giugno, sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia pomeridiana nelle zone al confine con il Veneto. Cielo variabile altrove con maggiori schiarite verso la costa nelle ore centrali della giornata. Soffierà sulla costa vento moderato da sud o sud-ovest, sulla zona montana vento moderato da sud in quota. Temperature minime per oggi 19-21 gradi le minime, per quanto riguarda le massime 25-27 gradi centigradi. Vediamo domani la previsione del sito dell'ARPA, cielo in prevalenza nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura, cielo poco nuvoloso verso la costa. Saranno possibili piogge e rovesci sparsi, più probabili del pomeriggio sulla zona montana. Soffierà sulla costa vento moderato da sud o sud-ovest, sulla zona montana vento moderato da sud in quota. Le temperature minime previste per domani sulla costa fra i 20 e i 21 gradi, le minime, le massime 25 e 26 gradi centigradi. Sguardo dettagliato alle giornate da qui in avanti, con la zona della Venezia Giulia che fino a sabato dovrebbe essere all'insegna del bel tempo con qualche eventuale annuvolamento, e invece la zona più interna, la zona montana, che soffre di una variabilità più marcata, con cielo che da sereno può trasformarsi in nuvoloso con eventuali precipitazioni. Questo intanto leggiamo dal sito dell'Osmer. Andiamo a leggere adesso le notizie del piccolo. Con la prima pagina aumentano gli stagionali. A luglio 2023 registrato il record di assunzioni private a quota 11.295. In regione contratti raddoppiati in 10 anni, richieste soprattutto di personale sotto i 30 anni. La gelateria al Pinguino, riapertura a metà con l'ipotesi dello stop, e all'interno di questo grande argomento che ha a che fare con il lavoro in regione, e poi il focus si sposterà sulla città di Trieste. Al centro invece la fotonotizia con uno scorcio del Tribunale. Il Tribunale civile intasato dalle cause, dice il magistrato Rifiorati. Un'immagine qui all'interno del Tribunale di Trieste, invece nel riquadro il presidente Igor Maria Rifiorati, che proprio parla delle cause che stanno intasando gli uffici, Tribunale civile intasato dalle cause. Il presidente fa il punto, giudici travolti dalle pratiche legate all'immigrazione. Andiamo ad altro con i titoli del piccolo, nel taglio alto subito sotto la testata, il ritorno di Zico, attesa per l'evento Nord-Est Multimedia e Fuoriclasse brasiliano, domani a Treviso per Sport Business Forum. Già vi anticipo che all'interno del quotidiano oggi c'è proprio un inserto che riguarda lo Sport Business Forum, il futuro del distretto che esalta la competizione, proprio all'interno delle pagine del piccolo, subito dopo la prima notizia della sezione della cronaca. Sfoglieremo rapidamente anche le notizie relative a questo inserto che ha a che fare con il mondo dell'economia e dello sport. Portava a casa la legna tagliata, assolto il lavoratore dell'università, pedinato per 2 mesi poi finito il processo, si è concluso con una soluzione il calvario giudiziario di un triestino. Il caso, corse cancellate sulla linea 64 dal pomeriggio, Fernetti isolata, Trieste Trasporti elimina le corse pomeridiane della linea 64 fino a Fernetti, limitandone il percorso al centro di Opicina. Andiamo alle altre notizie, quelle anche dall'estero. Pace e dazi negli Stati Uniti, Meloni-Macron, un incontro per il disgelo nell'attesa davanti al tappeto rosso di Palazzo Chigi. È un continuo
flash di fotografi e il parterre delle grandi occasioni, c'è molto interesse per questo bilaterale, scherza Giorgia Meloni, rivolta al plotone di fotografi poco prima di accogliere a Palazzo Chigi Emmanuel Macron. A dividerli ci sono le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, i formati con cui approcciare a livello internazionale il cammino verso la pace, eppure l'atteggiamento da tenere con Donald Trump sui dazi. E nell'incontro ci sono stati questi ed altri spunti di discussione. La mobilitazione Elly Schlein spinge sui referendum e anche la CEI invita al voto, poi il piccolo ci rimanda alla mostra fra i cimeli di carabinieri, pure il tricolore salvato nel 1944, un viaggio nella storia dei carabinieri, il tutto grazie alla mostra dedicata ai cimeli storici appartenuti all'Arma, inaugurata ieri a Trieste nel Palazzo della Regione in Piazza Unità d'Italia in occasione dei festeggiamenti per i 211 anni dell'Arma. Si tratta di un'esposizione divisa in 4 sezioni, quella storica, quella documentale, la modellistica e le uniformi. Martone racconto le donne libere nello spazio dedicato alla cultura, e poi Kosulic, il critico che spiegava i film, alle pagine 30 e 31. Questa, come detto, è la prima pagina del quotidiano locale. Ci spostiamo all'interno delle notizie di Trieste dal richiamo della prima pagina, infatti, con il tribunale civile intasato. Il presidente Rifiorati dice impennata di richieste di protezione. Il presidente fa il punto. Giudici travolti dalle pratiche legate all'immigrazione. Si accorciano i tempi dei processi penali, resta grave la carenza di personale. E questa situazione prosegue da diverso tempo, quella dell'assenza di un personale idoneo per poter svolgere le pratiche. Dopo una lunga permanenza in Corte d'Appello, Igor Maria Rifiorati è presidente del Tribunale di Trieste dal 2023. Qui si vedono i corridoi del Tribunale e anche la facciata del Palazzo di Giustizia di Foro Ulpiano, e c'è un'intervista, come detto Rifiorati, in questa pagina del Piccolo. Alcuni passaggi: mancano 11 magistrati tra gli amministrativi, la scopertura effettiva raggiunge il 51%, criticità evidenti, dice, ma con sforzi notevoli garantiamo un buon servizio all'utenza. Il processo telematico app del Ministero in Friuli Venezia Giulia solo Trieste non l'ha sospesa, tra le notizie a corredo della principale, quella che vede un'impennata di richieste di protezione, quindi la difficoltà a cui versa il Tribunale Civile di Trieste. Come vi avevo annunciato, c'è un corposo inserto oggi all'interno del Piccolo, il Nord-Est Eventi, Sport Business, 4 giorni con i protagonisti. Anche da manager devo sempre dimostrare di essere all'altezza, ha detto Fiona May, ma anche con le Olimpiadi diventeremo un laboratorio di innovazione, dice Laurent Berton, e quindi Guglielmo Bosca: ho rischiato di non camminare più a gennaio al top per essere ai giochi. Il discesista italiano. Al via domani il forum che porterà a Treviso Belluno, Longarone e Cortina, campionesse e campioni, con le voci delle imprese dello sport system che rendono unico il territorio e tante discipline da praticare in prima persona. E qua andiamo a vedere infatti velocemente. Chiamatemi manager, dice Fiona May, campionessa del mondo e 2 volte argento olimpico, che si racconta in questa intervista. Conclusa l'attività nel salto in lungo, ha intrapreso una carriera nello sport system, eppure a volte per essere presa sul serio devo dimostrare di sapere tutto. Nell'intervista di Lucia Anselmi, altri spunti anche con altre atlete. L'appuntamento, come detto, a Belluno sarà a Teatro Buzzatti venerdì 6 giugno alle 21. La figlia Larissa è campionessa europea indoor. Manuela Nicolosi, dai campi di calcio internazionale alla vita da dirigente e speaker motivazionale. Poi programma, eventi, dialoghi e sport praticato, 4 città e 50 appuntamenti. Tanti gli ospiti, grandi nomi illuminano Belluno. Paris si racconta aspettando il 2026, le nuove frontiere del mondo bike, innovazione protagonista a Longarone. Poi sabato 7, Javier Zanetti, una vita a colori nero-azzurri. Patrese fa sentire il brivido invece della Formula 1, ma ci sono anche altri. Ultima giornata, quella di domenica 8, ricca di incontri. Sul palco ci sarà Michele Pirro, il pilota
Pirro, poi l'ex arbitro Daniele Orsato e il ciclista Paolo Bettini. Questi alcuni dei nomi che saranno presenti in questi giorni. Lo sport collante sociale di un territorio in grado di innovare e generare futuro, dice Loren Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Ci sono diversi panel che parleranno di imprenditoria declinata al mondo dello sport. Oggi le bandiere scappano dall'Italia, bisogna cambiare cultura sportiva, dice Alessandro Billy Costacurta. 20 anni con la maglia del Milan, ho avuto diverse offerte dall'estero, sono rimasto fedele perché sono romantico, si è raccontato Costacurta proprio in questa intervista che ha anche puntato al mondo del calcio, su quelli che sono ormai i motivi che spostano i giocatori da una squadra all'altra, che sono per lo più economici, secondo piano anche di risultato. Alcuni invece, soprattutto negli anni passati, sono rimasti fedeli alle proprie maglie. Maldini e Costacurta sono degli esempi per il Milan. Javier Zanetti, che abbiamo menzionato un attimo fa, è un esempio per l'Inter, poi ce ne sono altri in tutte le squadre, dalla Juve con Del Piero alla Roma con Totti e via discorrendo. La grinta di Bosca nelle ripartenze, al top a gennaio per essere ai giochi. Guglielmo, discesista azzurro, sarà al forum domenica a Cortina, all'hotel della Post, per raccontare come è tornato in pista dopo i tanti infortuni in questa intervista. Infatti lo spiega: in piazza dei Martiri Belluno, giochi per i bambini, a settembre in bici The Great Ride Milano Cortina. Superiamo dunque l'inserto, ci sono anche altri sport, pickleball, la pole dance e altri ancora che verranno presi ad esame. Ovviamente il ciclismo, anche perché il periodo poi collega molto facilmente il sport business con un'attività che è in questo momento in pieno fermento. Pietro Bon, l'uomo delle lunghe fughe, al Giro è una battaglia ogni giorno, ha detto. C'è anche lo sci, come abbiamo visto. Insomma, ce n'è abbastanza per accontentare tutte le discipline. Torniamo alle notizie della cronaca di Trieste. Infissi, rotti e allagamenti, bisogna intervenire. Siamo sempre all'interno del Palazzo di Giustizia, come dalla prima notizia della sezione della cronaca di Trieste. La sede mostra i segni del tempo per i lavori, serve nulla osta della Soprintendenza Belle Arti. Tra le priorità, nuove coperture, finestre e climatizzatori. Andiamo ad altro, le sentenze: ex dipendenti del Volta morti per amianto, già 2 casi e altri malati, un tecnico e un bidello deceduti per l'esposizione alla fibra killer. Maxi risarcimento alle famiglie, ma il Ministero ha impugnato la sentenza in Cassazione. Tra le vittime c'è anche un infermiere della Marina che ha subito suo malgrado la stessa sorte e con le stesse cause. Andiamo ancora ad altre notizie. Portava a casa la legna tagliata, assolto dipendente dell'Ateneo. 60enne addetto al verde dell'università, indagato e mandato a processo perché teneva per sé i tronchi e i rami delle potature, pedinato per 2 mesi. L'uomo accusato anche di truffa perché andava al bar e al supermercato. Quindi nell'articolo Giampaolo Sarti racconta la vicenda e poi il tutto si è concluso con una assoluzione. Fermato un giovane che danneggia la porta di un palazzo in via Maiolica, l'intervento delle forze dell'ordine va a sbattere contro 3 auto, una ferita e traffico bloccato. È successo il lunedì sera in Costiera. Poi lascia l'appartamento vuoto e trova dentro 8 sconosciuti. Questo invece è accaduto in via dei Leo, l'intervento dei carabinieri. Bodycam alla polizia locale contro denunce e polemiche, la discussione in sesta commissione: ridurre la possibilità di false denunce o polemiche strumentali contro gli agenti della polizia locale, svolgendo al contempo opere di dissuasione verso chi volesse inscenare comportamenti violenti o aggressivi nei loro confronti. L'obiettivo dell'adozione delle bodycam da parte della polizia locale è discussa ieri nel corso della sesta commissione comunale presieduta da Salvatore Porro di Fratelli d'Italia, lo stesso che, assieme al collega di partito Vincenzo Rescigno, ha proposto la discussione della mozione che chiedeva all'assessore competente Caterina De Gavardo di fare il punto della situazione sui passi da compiere per l'adozione delle telecamere di servizio sulle divise degli agenti
in ottemperanza a quanto previsto dal decreto sicurezza. Anche il tricolore, salvato nel 1944 tra i cimeli dell'Arma, in mostra in città fino a venerdì. In regione l'esposizione con gli oggetti storici dei Carabinieri per i 211 anni e dalla fondazione. Difatti ieri il taglio del nastro per questa mostra, sono 3 giorni dedicati ai Carabinieri, quelli che si sono vissuti già ieri, oggi e anche domani a Trieste, con le celebrazioni tanto in Piazza Unità quanto anche in Consiglio Comunale con la consegna delle onorificenze. Andiamo a vedere alcuni dei pezzi migliori della mostra dedicata ai Carabinieri, come detto articolata in più settori, dai cimeli all'abbigliamento e altro ancora. Sono 4 le sezioni in cui è divisa l'esposizione ospitata nel Palazzo della Regione in occasione dei festeggiamenti per i 211 anni dell'Arma dei Carabinieri, storica, documentale, uniformologica e modellistica. Inaugurata stamani, a pochi giorni di distanza dalla mostra in Sala Comunale d'Arte, l'esposizione, secondo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, è anche testimonianza del forte rapporto fra l'Arma e la popolazione. Un rapporto che in qualche modo l'esposizione intende ricostruire attraverso i ricordi personali o di famiglia o le sensazioni che si colgono soffermandosi davanti ad un mezzo o ad un uniforme. Sensazioni che speriamo possano essere colte nel vedere questi uniformi, questi modelli, questi documenti. Questo perché l'Arma dei Carabinieri ovviamente è un pilastro sempre presente nella storia italiana, ma in particolare nella storia del Friuli e della Venezia Giulia. Gran parte delle sue attività belliche e post-belliche sono avvenute proprio su questa terra e cerchiamo di raccontarlo per immagini attraverso questa mostra. La mostra, che illustra i cambiamenti dell'Arma nella storia, accompagna le celebrazioni per il 211 anni dei Carabinieri, che culmineranno in Piazza Unità il 5 giugno. Già domani il Comune consegnerà all'Arma la cittadinanza onoraria. Rimaniamo all'interno del piccolo, tensione in maggioranza, Fedriga che dice le supereranno le frizioni nel centrodestra alla vigilia del Consiglio Comunale sulla cabinovia. Al via da 3 giorni d'aula, chiamata ad esprimersi sulla variante 12 al piano regolatore, appello dei Nuovo Via, consiglieri fermatevi. Questa è la dichiarazione, queste sono le avvisaglie di una seduta d'aula che comincerà oggi, che durerà 3 giorni, oggi, domani e venerdì, e che chiama i consiglieri all'approvazione della variante 12 del piano regolatore per quanto riguarda la cabinovia, l'opera della cabinovia, proprio perché lo strumento del piano regolatore è quel documento di programmazione urbanistica del comune che deve essere aggiornato in questo caso perché ad oggi non era prevista la presenza di una cabinovia nel tratto del Bosco Bovedo, nel tratto che collega il mare all'altipiano, e quindi bisogna normarlo in via ufficiale con la modifica del piano regolatore. Ci sono molti aspetti tecnici cui l'Aula è chiamata ad affrontare, ma ci sono anche tante osservazioni, tanti giudizi negativi su questa novità, su questa modifica e l'inserimento della cabinovia nel piano urbanistico territoriale, e quindi l'Aula sarà chiamata a 3 giorni di analisi di 3.000 e passa osservazioni. Sentiamo. È una vera e propria montagna di carte quella che attende il Consiglio Comunale di Trieste a partire da domani alle 13 fino a venerdì. Si tratta della variante urbanistica accesso nord necessaria per la realizzazione della cabinovia, e solo contro questa proposta sono arrivati ben 3.136 atti di contrarietà. Nel dettaglio i cittadini hanno presentato 3.099 osservazioni, proteste scritte, richieste di revoca, analisi tecniche e moduli precompilati. Accanto a queste ci sono 37 opposizioni formali da parte dei residenti che rischiano l'esproprio. In più, contro gli atti di esproprio sono state depositate altre 126 osservazioni, di cui 77 da proprietari di casa, che verranno discusse una per una, e 49 da non proprietari, che saranno trattate insieme. Per gestire tutto questo il Consiglio ha programmato 33 fasi di voto, ognuna con interventi da 10 minuti per consigliere, un lavoro enorme che rischia di durare diversi giorni. Ci sarà un'illustrazione della delibera,
poi ci sarà un primo e un secondo intervento come previsto dal regolamento, i tempi in quel caso sono raddoppiati. E poi c'è la discussione di tutte le osservazioni e opposizione. Le osservazioni sono state raggruppate in famiglie perché sono simili come argomento, anche come controdeduzione. Ho organizzato 3 consigli comunali. 3 consigli comunali, credo che diamo la possibilità a tutti i consiglieri di potersi esprimere, tutti quei consiglieri che rappresentano i cittadini, e poi magari andare in votazione serenamente, perché questo è l'obiettivo. Ci sono poi gli emendamenti, circa 300, presentati per lo più dall'opposizione. Non tutti saranno ammessi, quelli con parere tecnico negativo infatti verranno scartati. Il clima in aula si preannuncia teso, il centro-sinistra ha annunciato un'opposizione durissima. Nel frattempo il futuro della cabinovia resta appeso a migliaia di pagine, centinaia di votazioni e a un confronto politico che promette scintille. E poi c'è anche chi parteciperà come interessato sia all'interno della stanza comunale, in pochi a dire il vero, perché una capienza limite è stata fissata dalle norme di sicurezza non solo dal comune ma anche dai vigili del fuoco, ma saranno probabilmente anche all'esterno una serie di persone presenti per manifestare contro la cabinovia. L'appello lo ha lanciato William Starz del Comitato Nuovo Via. Il Comitato Nuovo Via ha rivolto un appello ai consiglieri comunali in vista dell'avvio del dibattito sulla variante urbanistica che consentirebbe l'avvio delle opere per la cabinovia. Quale? Abbiamo rivolto un appello perché siamo convinti che solo le pietre non cambiano idea e confidiamo nell'esercizio della democrazia fino all'ultimo momento. Quindi questa è una grande occasione, partendo proprio dalla discussione della variante, per poter affrontare nella sede opportuna, che è il Consiglio Comunale, quel dibattito che è mancato fin dal primo inizio. L'appello qual è? Richiamiamo tutte le ragioni per le quali noi ci siamo mossi fin dal primo inizio, invitando i consiglieri a prenderne atto. Riteniamo che le risposte che sono state date in sede di controdeduzioni non colgano la portata delle problematiche, anche perché lo dimostra il fatto che su 3.136 osservazioni e opposizioni nessuna è stata colta, quindi vorremmo che questa fosse l'occasione per chiarire non solo all'interno dell'Aula ma anche alla cittadinanza una volta di più le ragioni che ci hanno portato in maniera democratica a manifestare l'opposizione a questa opera che riteniamo sia sempre inutile, insostenibile, insicura, impattante, e quindi è l'ultima occasione di parlare in un organismo democratico come quello del Consiglio, e ci appelliamo a tutti i consiglieri, a prescindere dalle parti politiche che loro esprimano, per fare un ragionamento a tutto tondo, posto che soprattutto siamo in attesa dei verdetti della TAR che potrebbero far saltare tutto quanto e quindi rendere inutile tutto questo lavoro che è stato fatto. Ci colleghiamo ora con la centrale operativa della Polizia Locale per avere conto della giornata, di come si svilupperà con eventuali manifestazioni e segnalazioni e il computo di quella che è stata la nottata. Buongiorno all'agente scelto Fabrizio Morello. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Prego. Per quanto riguarda la nottata, è stata una nottata molto tranquilla, nessun intervento degno di nota. Per quanto riguarda la viabilità e i lavori previsti, vi ricordo che tra la notte del 5 e del 6, dalle ore 22 alle ore 02, ci sarà la chiusura della strada costiera, che sarà chiusa per lavori di manutenzione della rete idrica, però sarà concesso il passaggio ai frontisti, ai mezzi di soccorso e anche agli autobus di linea. Inoltre ci sono sempre divieti di sosta e il restringimento della carreggiata in Campi Elisi tra via Deloid e San Marco per i lavori della rete elettrica, che può dare dei piccoli problemi di viabilità. Inoltre, per poter permettere la potatura di diverse zone della città, sono stati messi dei segnali di divieto di sosta e fermata, quindi temporanei, che andranno rispettati soprattutto nelle zone di San Pasquale, Marchesetti e Pauliana.
E per quanto riguarda invece le manifestazioni, giorno 5 per il 211° anniversario della fondazione dei Carabinieri ci sarà una manifestazione che si terrà in Piazza Unità, che non dovrebbe avere particolari impatti sulla viabilità, ma sono stati imposti dei divieti di sosta e fermata in tutta la zona del Mercato Vecchio e via dell'Orologio, dalle ore 22 fino alle 15, quindi dalle ore 22 di oggi fino alle 15 di giorno 5, e inoltre ci sarà il divieto di transito e di sosta in Piazzale dei Marinari d'Italia e Riva del Mandracchio. E questo è tutto per oggi. Bene, grazie allora, una buona giornata, un buon lavoro. Buona giornata. Grazie. Andiamo avanti con il piccolo, alloggi alle forze dell'ordine, più sicurezza nelle case ATER, l'emendamento di Fratelli d'Italia. Qui vediamo in foto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Claudio Giacomelli assieme al presidente dell'ATER Daniele Mosetti. Ieri hanno infatti entrambi presentato questa proposta, che è frutto di un emendamento proprio di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e che va a destinare una serie di alloggi alle forze dell'ordine. Sentiamo. Passata con l'unanimità dei voti del centrodestra, in Consiglio è stato illustrato oggi un emendamento di Fratelli d'Italia che propone, pressoché a costo zero, di destinare una quota di alloggi ATER in locazione agli appartenenti alle forze dell'ordine. Un segno concreto di riconoscimento e anche di ringraziamento agli appartenenti alle forze dell'ordine, soprattutto i giovani che escono magari dalla scuola di polizia o dall'Accademia dei Carabinieri, Guardia di Finanza, escono con uno stipendio base che gli permette di vivere bene magari in certe zone della Puglia. Trieste ad esempio invece è una zona molto molto cara. Il dispositivo prevede la messa a disposizione di tali alloggi anche in deroga ad eventuali graduatorie e requisiti, in una percentuale non superiore al 10% degli alloggi disponibili. Sia il consigliere Giacomelli sia il presidente dell'ATER Mosetti hanno inteso sottolineare un aspetto peculiare per quanto riguarda Trieste dell'iniziativa. Gli inquilini ATER hanno dimostrato nelle altre regioni di apprezzare moltissimo di avere un inquilino nel medesimo stabile appartenente alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, e questa è una cosa che fa sentire più sicuri e tutto sommato rende più sicuri. Trieste ha un contesto sociale che a volte può risultare anche diverso rispetto alle altre province e dove questo dispositivo adottato in modo sartoriale sui complessi che potrebbero essere quelli di Valmaura, piuttosto che via Grego, piuttosto che via Cumano, piuttosto che Melara o Giarrizzole, funziona proprio perché andrà a mitigare situazioni e fenomeni specifici e soprattutto andrà ad aumentare quella che è la sicurezza percepita. Ancora dal piccolo, il vescovo e l'imam unanimi. Va data dignità a Gaza. Monsignor Trevisi, il Medio Oriente, la guerra e di interessi e non di religione. Omar, Trieste ha anticipato il documento sulla fratellanza umana per la pace, l'incontro all'università sul dialogo interreligioso. Accanto leggiamo, sottostazione elettrica, visite guidate nel sito curati da Italia Nostra. Al Pinguino, una riapertura a metà con lo spettro della chiusura. Alla famiglia Angelini il contratto per la storica gelateria del Molo Pescheria è stato rinnovato solo fino al 30 giugno. Per il momento il locale non propone i tradizionali eventi serali, speriamo di poter almeno terminare l'estate. Qui vediamo la famiglia Angelini e lo staff della gelateria Pinguino dietro il bancone in questa fotonotizia. Tra Barcola e il centro si ripassa la segnaletica per 4 giorni. Sono in corso infatti da ieri e si protrarranno fino a venerdì i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale nelle località di Viale Miramare, tratte all'interno del centro abitato e completamento, Barcola e il completamento e anche il corso Cavour. L'ho reso noto il comune di Trieste. BioEst mette in mostra gli stili di vita ecologici e i prodotti naturali. Saranno 150 gli espositori presenti alla 32esima edizione. Tra le novità la Forest Therapy, il Festival del Libro per la Pace e uno show cooking vegano. Lavori nella notte in costiera, stop al traffico tra giovedì e venerdì. Notizie di servizi e di fatti, stop alla circolazione dei veicoli lungo la strada costiera per alcune ore nella notte,
tra giovedì e venerdì, lo rende noto Acegas APS Amga, spiegando che l'intervento è necessario per la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione che sono stati considerati inderogabili. Cancellate le corse della linea 64 nel pomeriggio, Fernetti isolata, Trieste Trasporti spiega, utenti solo alla mattina. La sindaca Cosmina, è una decisione inaccettabile. Trieste Trasporti elimina le corse pomeridiane della linea 64 fino a Fernetti, limitandone il percorso al centro di Opicine, e l'amministrazione di Morrupino protesta con forza. È una penalizzazione a carico della nostra comunità che giudichiamo inaccettabile, afferma di fatto la sindaca Tania Cosmina. E scontro tra l'esecutivo del comune Carsico e l'azienda di trasporto pubblico locale, che dal 2017 fa parte del gruppo TPL FVG Scarl. La scelta di limitare le corse al solo orario mattutino, spiega il presidente di Trieste Trasporti Maurizio Marzi, deriva da un'accurata analisi della domanda registrata in questi mesi. Infatti, sottolinea, il numero di utenti che hanno effettivamente utilizzato il servizio tra Opicine e Fernetti è risultato estremamente basso. Si è trattato, prosegue, di poche unità alla settimana, concentrate esclusivamente nelle ore mattutine, mentre pomeriggio le presenze sono state pressoché nulle. Nello specifico, la media di coloro che sono saliti e discesi alla fermata cosiddetta del campeggio risulta essere di meno di una persona al giorno. Lo stesso, continua Marzi, per la fermata presso la casa di riposo, dove dopo le 13 nessun passeggero è risultato essere sceso o salito. Ci fermiamo per la pubblicità, andremo a seguire, a leggere le altre notizie dal piccolo, tanto dalla cronaca locale quanto dalle prime pagine nazionali e internazionali. Ci vediamo tra poco. Ben ritrovati con Sveglia a Trieste, 7:37 di mercoledì 4 giugno, vi anticipo nuovamente i nostri ospiti di oggi. Saremo dalle 8 alle 9 in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale con la civica Idea Giuliana. A seguire ci sarà del Partito Democratico Ali Yazbik, che è con noi dalle 9 alle 10. Il mondo segreto della pietra. Dal piccolo, leggiamo, diventa patrimonio dei giovani. Ad Auresina vengono coinvolte le scuole primarie e secondarie. Nei giorni scorsi un laboratorio di scultura è stato dedicato agli studenti della Edilmaster. San Doligo della Valle presenta alla Regione le priorità da finanziare, dal campo da calcio alle frazioni. Il progetto Con Occhio al Sole, 7.000 studenti hanno imparato come difendere la pelle dai danni cutanei in questo articolo. È il progetto che ha coinvolto molti giovani. La medaglia della città al vicequestore Vecchiet, consegnata dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Il Petrarca festeggia Teresa nell'ambito della cerimonia di premiazione che si terrà alle 10 venerdì nell'aula magna del Liceo Petrarca. L'associazione ex allievi del Liceo Petrarca consegnerà un premio a Teresa Mania della quarta A, bronzo alle Olimpiadi Nazionali di Filosofia di Torino. Andiamo alle prime pagine del piccolo con il lavoro stagionale in continua crescita. A luglio 2023 registrato il nuovo record con 11.295 lavoratori assunti in regione. In 10 anni il dato è quasi raddoppiato, gli occupati sono soprattutto under 30. Qui il grafico con i dati delle assunzioni in regione 2022-2024 nel settore privato, esclusa l'agricoltura e il lavoro domestico, e si vede come il grafico poi ampia anche nelle varie categorie di lavoratori stagionali in Friuli Venezia Giulia, non solo a seconda della mansione, ma anche, come per fare un esempio, il trasporto, l'alloggio, il commercio al dettaglio, la ristorazione, i servizi per edifici e paesaggio, le attività creative e artistiche, l'attività sportiva e di intrattenimento, ma ci sono poi anche riferimenti alla retribuzione media dei lavoratori stagionali in lordo annuo in euro, ovviamente. In spiaggia mancano bagnini, l'allarme della cooperativa. Per la prima volta abbiamo difficoltà a reperire personale, mancano i bagnini per la stagione estiva del 2025 in Friuli Venezia Giulia. Succede da Trieste a Grado lungo tutta la costa, mentre a Lignano al momento non si registrano particolari criticità. In alcuni stabilimenti non si trovano ancora, con annunci che rimbalzano sui social ormai da giorni. In altri i candidati che si sono presentati sono stati pochi, giusto in tempo per avviare la struttura
ma con il rischio che manchino in caso di defezione, malattia o altri problemi del corso dell'estate. Una difficoltà che secondo gli addetti ai lavori si riscontra in tutta Italia ogni anno sempre di più, ma questa volta la situazione è ben peggiore del passato. Cameriere per un giorno, tra contratti e proposte, ecco quali sono le offerte. Per capire il fenomeno abbiamo deciso di vivere in prima persona alla ricerca di un impiego estivo. Paghe buone, meno urgenza di quel che sembra, lo scoglio principale è reperire un alloggio. A Lignano sembra più facile trovare opportunità nei bar, nei ristoranti e nelle discoteche, meno negli alberghi e nei lidi. Sono i negozi a faticare di più a trovare addetti, si candidano molti minorenni che non parlano le lingue. Diversi esercenti garantiscono posti letto per il personale, il canone è di 200 euro al mese da scalare dallo stipendio. L'assessore Rosolén: abbiamo organizzato 2 recruiting day in zone turistiche che hanno riscosso un notevole successo, ha detto. 1 su 3 è inserito nei servizi di ristorazione, il 30% negli alloggi e il 9% nelle attività sportive e di intrattenimento. Stiamo in argomento ancora con questo link con il QR code Volti Stagionali, raccontaci la tua storia. Esiste questo progetto che permette poi la condivisione delle esperienze. Andiamo ad altro, con un completamente altro argomento, le tensioni internazionali e gli incontri fra i rappresentanti dei governi. Meloni e Macron, vertice del disgelo a Palazzo Chigi su tariffe e Kiev. Sorrisi e 2 ore di colloquio che è stato definito franco. Secondo alcune fonti il Colle avrebbe favorito l'incontro. Sul tavolo le sfide europee, anche un focus su ricerca e tecnologie. Qui la passerella con la Premier Meloni e il capo dell'Eliseo Macron nel cortile di Palazzo Chigi. L'ora X dei dazi, Trump pressa, cresce l'irritazione a Bruxelles, la lettera degli Stati Uniti ai partner. Da oggi è scattato l'aumento del 50% delle tariffe sulle importazioni di alluminio e acciaio negli Stati Uniti, dalla Casa Bianca l'ordine esecutivo. Attacco al ponte di Crimea, nuovo colpo dell'Ucraina contro le proposte russe con la deflagrazione. Qui il fermo immagine del video dell'esplosione, sono stati utilizzati 1100 kg di esplosivo. L'atto dal chiaro significato simbolico è un modo di rispondere al nulla di fatto dai negoziati di Istanbul. Riarmo priorità per la prossima presidenza dell'Unione Europea. La svolta danese. C'erano una volta nell'Unione Europea i paesi frugali contrapposti al Club Med, con i Visegrad alla finestra, pronti intanto a combattere altre battaglie. Abbandonate le care vecchie barricate sul bilancio dell'Unione Europea, il recovery o l'implacabile patto di stabilità hanno tutti cambiato passo, se non già invertito la rotta. Tempi nuovi. La guerra è arrivata in Europa con l'invasione russa in Ucraina, la crisi energetica ha messo sotto tensione molti conti pubblici e con Trump alla Casa Bianca il decoupling Unione Europea-Stati Uniti non è più solo tema da manuali di geopolitica ma cronaca del presente. Abbiamo avuto in passato un ruolo di primo piano nel gruppo dei 4 frugali e ora lo avremo in un altro gruppo perché il mondo sta cambiando rapidamente. Ha sentenziato la premier danese Mette Frederiksen. Per me la cosa più importante è riarmare l'Europa, questa è la mia conclusione in tutte le discussioni, perché se l'Europa non sa proteggersi e difendersi, il resto cade, ha detto. Almeno 27 morti al centro aiuti, strage degli affamati, la denuncia dell'ONU, è un crimine di guerra. Qui il dolore di un bimbo palestinese come lui, purtroppo tanti altri. Le autorità di Mosca hanno chiuso il traffico, la struttura per diverse ore dopo il crollo del ponte. Padre dall'olio, forse sepolto in Siria, sua sorella falso, mancano le conferme. Il cadavere di un uomo in abiti religiosi rinvenuto a Raqqa sarebbe Don Paolo, scomparso nel 2013, ucciso dall'ISIS. Svolta a Seul con la vittoria del candidato progressista alle presidenziali, il candidato progressista Lee Jae-myung è il nuovo presidente della Corea del Sud con lo spoglio e le battute finali. Il suo principale rivale, il conservatore Kim Mon-so, ha riconosciuto la sconfitta, ha preso atto del distacco incolmabile di oltre 5 punti percentuali. Incontrando le migliaia di sostenitori a Seul
Lì ha assicurato che renderà la penisola pacifica e avvierà un dialogo con la Corea del Nord per costruire la pace senza combattere, seguendo un passo di coprosperità con lo stato eremita del leader Kim Jong-un. Wilders stacca la spina, si spacca la coalizione, l'Olanda va verso il voto, l'uscita di scena del leader dell'ultradestra con la crisi di governo, l'esperimento di governo firmato Geert Wilders è durato lo spazio di una manciata stretta dall'immigrazione. Il vulcanico leader dell'ultradestra olandese, approdato appena 11 mesi fa per la prima volta al potere dopo una carriera passata a inseguirlo, ieri ha staccato la spina alla fragile coalizione guidata dal tecnico indipendente Dick Schoof, aprendo così la strada a elezioni anticipate e trasformando la crisi politica in un rischioso lascia o raddoppia personale. Questo accade in Olanda. Si cerca ancora Maddie, la bimba sparì a 3 anni, riaperta l'indagine a 18 anni dalla scomparsa. Poi il clima, tempesta di sole in corso sulla Terra, alta intensità. È ancora in corso una delle tempeste geomagnetiche più lunghe dell'attuale ciclo solare. L'evento è iniziato nella mattinata del 1 giugno, in seguito ad un'espulsione di massa coronale, o CME, cioè materia sotto forma di plasma, che ha raggiunto la Terra innescando una tempesta di severa intensità di classe G4. Battaglia alle urne per il referendum, Elly Schlein in campo, la CEI invita al voto, in Puglia, a Bari, si ritrovano i leader del centro-sinistra, il segretario della CGIL Landini, poca informazione in questa mobilitazione anche dei partiti. Referendum 2025, le posizioni dei partiti italiani, i 5 quesiti referendari, licenziamenti illegittimi, e vediamo l'astensione da parte di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, che vale anche poi l'indennità per i licenziamenti, i contratti a termine, le responsabilità solidali negli appalti e la cittadinanza italiana per stranieri. Noi moderati voterà contro a tutti e 5 i quesiti, mentre Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico voteranno a favore a tutti e 5 i quesiti, il Movimento 5 Stelle lascerà libertà di voto per la cittadinanza italiana per gli stranieri, Azione voterà contro i primi 4 quesiti, cioè i licenziamenti legittimi, l'indennità per licenziamenti, i contratti a termine, la responsabilità solidaria negli appalti, voterà a favore alla cittadinanza italiana per stranieri. Stesso discorso per Italia Viva, di Renzi, che lascerà però poi la responsabilità solidaria negli appalti, la libertà di voto. Più Europa voterà contro i primi 3 quesiti e a favore agli ultimi 2. Queste le indicazioni dei partiti stando ai segretari nazionali. Discriminazione per chi promuove 5 quesiti, il Tribunale di Busto Arsizio contro il servizio pubblico per una circolare della Direzione Generale, la replica della RAI, le norme previste già nel 2018, nel 2020 e nel 2022 abbiamo applicato le stesse modalità. Il PM chiede il processo per La Russa Junior e l'amico, il 22enne accusato di revenge porn. Leonardo Apache La Russa esce dal Tribunale di Milano, qui in foto al telefono. Grillo contro i 5 Stelle, vuole riprendersi il nome e il simbolo, il colpo di scena nel 2024. Con una votazione i sostenitori del movimento cambiarono lo statuto con l'eliminazione della figura del garante. Adesso è lotta, non si potrebbe più dire interna, ma ci siamo quasi, al Movimento 5 Stelle, o meglio Grillo, contro il suo ex partito, o meglio il suo ex movimento. A Monaco la cabina di regia sulle criticità della logistica, ieri la riunione dell'organo consultivo nell'ambito della fiera Transport Logistic, l'assessore regionale trasporti Amirante, regione parte attiva per agevolare l'accesso dei TIR al porto di Trieste. Il confronto in Baviera, temi in primo piano anche l'attivazione della ZLS e la chiusura della superstrada H4. La sanità pubblica va difesa e ai referendum si voti il sì, gli appelli del Comitato Salute Bene Comune. E poi FVG Strade sceglie Peroni e il nuovo direttore generale, la società in-house regionale ha scelto il nuovo direttore generale Silvio Peroni e il presidente, che vediamo in questa foto fra i due, il profilo a destra, con la giacca blu per intenderci, Simone Bortolotti, invece il primo in fotografia è proprio il nuovo direttore generale Silvio Peroni. Queste le scelte
e le nomine. Gli operatori del cluster marittimo, presidenti dei porti, fare presto. La nota unitaria, Federica intanto dice spero in una rapida soluzione, anche se Racchiani stop al tiro alla fune. Lo stallo da Trieste a Genova per la nomina dei vertici delle autorità portuali. La portualità italiana necessita di autorità nella pienezza delle loro funzioni. Ieri abbiamo sentito il presidente della regione Federica su questo ma anche su altri argomenti in un'intervista che ha spaziato dai referendum alle nomine, parlando anche di politica, questo all'uscita del palazzo della regione con Massimiliano Federica. Andiamo all'autopsia su Martina che rivela morta dopo una lunga agonia, gli esami sulla 14enne uccisa dal fidanzato, 4 colpi, il decesso dopo ore, il corpo dell'adolescente nascosto sotto un vecchio armadio. Tra i rifiuti, e questo è il delitto di Afragola. Malore in piscina, 5 bimbi ricoverati, uno rischia la vita a Roma. Andiamo alle minacce a Meloni, sospeso il prof, aveva insegnato anche in Friuli, il docente Stefano Addeo, provvedimento per il docente dopo il post sui social, negli anni 80 lavorò a San Daniele e a Codroipo. A Pescara, colpito con il taser dopo la rissa in strada, ha un malore e muore a 30 anni per un malore, poco dopo essere stato raggiunto dalla scarica di un taser durante il suo arresto. Sarà l'autopsia a chiarire le cause di quanto accaduto a un giovane a Pescara, sulla vicenda su cui indaga la Procura della Repubblica. Riccardo Zappone, che aveva già precedenti, era stato fermato ieri attorno alle 13 in strada dalla polizia per una rissa in cui che sembra sia stato anche colpito, ma aveva opposto resistenza. A quel punto gli agenti hanno utilizzato la pistola elettrica per bloccarlo, un intervento necessario, lo definisce la procura del capoluogo abruzzese, ma una volta portato nelle camere d'attesa in questura per formalizzare l'arresto, il trentenne ha accusato un malore. Zappone è stato prima soccorso sul posto dal 118, poi trasportato in ospedale per le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda ora indaga la squadra mobile e al momento non è emersa una correlazione accertata tra l'utilizzo del taser e l'arresto cardiaco, però chiaramente le indagini sono in corso per vedere se c'è o meno una relazione tra le due cose. I biglietti per i bastioni di Ragusa, il vaglio dell'anticorruzione, la denuncia, non è mai stata fatta una gara pubblica per la gestione, è mancata trasparenza. Il costo di 40 euro, il comune non controlla quanto è incassato e così apre alle appropriazioni indebite, viene detto proprio da chi ha sollevato la questione. Adottate tutte le capre istriane, è un successo il ripopolamento. L'obiettivo era salvaguardare dall'estinzione l'animale simbolo. I 52 esemplari hanno trovato sponsor e in un anno sono quadruplicati. Lui, Piange Parlato, fu un vero amico della nostra storia. Nel lutto a Rovigno il ricordo dello storico Giuseppe Parlato. Bulgaria verso la zona euro, ma crescono le proteste, atteso forse già oggi il via libera da Bruxelles per la moneta unica dal 2026. I partiti nazionalisti soffiano sulla rabbia popolare dei contrari. Teniamoci il lev, dicono dalla Bulgaria, chi non è d'accordo con l'ingresso della moneta unica anche nel loro paese. La commissaria dell'Unione Europea all'allargamento COS per l'adesione passi avanti in Serbia, ma servono pacchetti di riforme. Pianeta Scienza, il World Food Prize a Hungaria di Twas, la scienziata e la rivoluzione bio. Il riconoscimento è considerato il Nobel dell'agricoltura, ha trasformato i batteri del sottosuolo in fertilizzanti. Con le sue scoperte, 40 miliardi di dollari risparmiati in Brasile ed evitati 180 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, grazie allo sviluppo scientifico. Il personaggio, Francesco, e la data science, all'ICTP ricerca eccellente, dice Francesco Camilli, che ha studiato fisica all'Università di Bologna, dove è stato anche membro del Collegio Superiore, un istituto di eccellenza dell'università. Vengo da Pesaro, dice, sono marchigiano, dopo essermi laureato in fisica teorica ho sviluppato una passione per la matematica, iscritto al dottorato di matematica e dall'inizio impegnato con il supervisore per stabilire un programma di dottorato congiunto con l'École Normale Supérieure di Parigi, sotto la supervisione dei professori Contucci e Mesard. Quindi ha continuato ad approfondire la fisica con il percorso che l'ha portato poi
a Trieste. Terapie geniche personalizzate, sviluppi e costi delle cure su misura. Al microscopio con Mauro Giacca. In meno di 7 mesi a Filadelfia è stato sviluppato un farmaco per la malattia rara in un bimbo. I trattamenti comportano però esborsi molto alti, quello per l'anemia a cellule falciformi 2,2 milioni a paziente. Dopo aver studiato fisica, dice ancora Camilli, aveva fatto un dottorato in matematica e poi, come detto, è arrivata a Trieste. Il turismo in crescita traina il terziario, 24.000 assunzioni, migliora la selezione, Friuli Venezia Giulia ai primi posti per diffusione della grande distribuzione organizzata, domande raddoppiate per il programma degli enti bilaterali. Presentati dati relativi all'occupazione nella ristorazione e nel commercio. La piccola media impresa friulana iVision Tech realizza gli occhiali a cuore indossati da Giovanotti anche durante alcuni suoi concerti. Biometano dagli scarti agricoli all'energia pulita, in arrivo 208 milioni. Invece le operazioni delle banche, Banca Generali, il no di Mediobanca al tentativo di rinvio di Caltagirone, il costruttore chiede lo stop all'assemblea di lunedì 16, Piazzetta Cuccia, scelta a favore della trasparenza. In borsa i soci Essilux preferiscono il dividendo in azioni e poi l'Ocse vede nero sul PIL mondiale e taglia le stime, l'Italia rallenta. Dalla guerra ai dazi tanti interrogativi pesano sul futuro, la crescita italiana quest'anno a più 0,6%, nel 2026 a più 0,7%. Le notizie in breve, Pirelli, Orsini va difesa, Urso dice siamo vigili su Pirelli e poi dalla Consob un video contro le truffe finanziarie. Avevamo visto già prima le notizie della cronaca locale, gli diamo una rapida occhiata, il Tribunale Civile è intasato, Rifiorati, il Presidente del Tribunale, dice impennata di richieste di protezione. E infatti viene fatto il punto, giudici travolti dalle pratiche legate all'immigrazione. Andiamo poi alla pagina sua gemella, infissi rotti e allagamenti, bisogna intervenire sempre a Palazzo di Giustizia. Gli ex dipendenti del Volta morti per amianto, già 2 casi e altri malati, l'istituto Volta in via Montegrappa. Tra le vittime c'è anche un infermiere della Marina. Superiamo l'altra pagina di pubblicità per andare a un'altra notizia di cronaca. Portava a casa la legna tagliata, assolto dipendente dell'Ateneo e poi va a sbattere contro 3 auto, una ferita e traffico bloccato, successo lunedì sera in Costiera. In via dei Leo lascia l'appartamento vuoto e ci trova dentro 8 sconosciuti, intervengono i carabinieri, poi bodycam alla polizia locale, controdenunce e polemiche, la discussione insesta commissione comunale. Anche il tricolore salvato nel 1944 tra i cimeli dell'Arma in mostra in città. Poi l'appello del vescovo e l'imam che all'unanimità dicono va data dignità a Gaza. Al Pinguino, la gelateria sulle rive, una riapertura a metà con lo spettro della chiusura. Per 4 giorni tra Barcola e il centro si ripasserà la segnaletica. Cancellate le corse della linea 64 nel pomeriggio. Fernetti isolata la denuncia della sindaca Tania Cosmina che chiede almeno 2 corse pomeridiane verso Fernetti. Con occhio al sole, 7.000 studenti hanno imparato come difendere la pelle dai danni cutanei. Andiamo alla pagina dello sport, col fiato sospeso, ancora incertezza sui 5 milioni necessari per il futuro dell'Unione, una prima tranche potrebbe arrivare entro la deadline di venerdì. L'ammenda da 25.000 euro e i 9 punti di penalizzazione sono i focus che sono i malus, meglio dire, cui dovrà scontare la Triestina nel prossimo campionato. Domani il sit-in in città dei tifosi, oggi il Triestina Club Biasin premierà Attilio Tesser. Europa a un passo, siamo al basket, sempre più probabile, quasi uno scioglilingua, l'iscrizione di Trieste alla prossima Champions, il numero 1 Mattiasic in città, poi la nomina del presidente di Lega. Fra le altre squadre, l'Azzurra Under 19 centra il pass per i tricolori di Collegno, il Futurosa Under 17 vince ancora Battipaglia, Castelfranco è andato KO. Le nazionali azzurre di rugby a 7 sbarcano sui campi di Gorizia, la maschile maggiore in campo nel weekend al Campagnuzza per Go-Go 7S, la femminile Under 20 il raduno da domani, convocata anche la Triestina Blaskovic. Per la vela allo Yacht Club Bonfalcone
Sidera Cordis e Take 5 Junior vincono il trofeo Marinas. Per l'atletica, campionati nazionali, gli universitari di Trieste salgono sul podio nella pista di Ancona. A Trieste niente rinnovo per Sedelmaier e Kujacic. Per la pallanuoto di Serie 1 maschile. Per il calcio Zico lancia Carletto, il Galligno è tornato in Friuli, l'Udinese punti l'Europa, Ancelotti è l'uomo perfetto per far vincere la mia Seleção, ha detto Zico sulla sua nazionale brasiliana, ma anche sul suo ritorno a Udine in mezzo ad autografi e ad applausi. L'Italvoglie riparte dagli Stati Uniti, Velasco subito con le titolari. La selezione femminile inizierà stasera alle 19 a Rio, c'è il remake della finale olimpica, fra una settimana toccherà agli uomini. Ci fermiamo per quanto riguarda questa prima ora di rassegna stampa di Sveglia Trieste, tra poco in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana. A seguire invece dalle 9 alle 10 saremo in compagnia di Ali Yazbik del Partito Democratico. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Con Sveglia Trieste, mercoledì 4 giugno, in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Oggi a partire dalle 13 comincerete questa cosiddetta maratona in Consiglio Comunale per l'approvazione della variante piano regolatore sulla cabinovia. Cosa si aspetta da questa prima giornata? Beh, nella prima giornata ci sarà l'illustrazione di quella che è la delibera, primo e secondo intervento, e poi andremo a chiudere i lavori. È una variante importante, è la variante che permetterà al progetto Cabinovia Metropolitana di andare avanti, un progetto che noi vogliamo realizzare, il Centrodestra Unito vuole realizzare, vuole portare avanti. È un progetto ben chiaro che deve unire il Carso alla città e soprattutto deve andare a sopperire all'interno di Porto Vecchio al trasporto di servizio pubblico. Sappiamo che una delle stazioni nascerà accanto al studentato, ci sarà uno studentato con più di 400 posti e accanto a quel luogo verrà installata la cabinovia. La stazione. Sì, la stazione della cabinovia. Quindi già questo ci deve far capire l'utilità, ma non solo sarà accanto allo studentato. Dall'altra parte abbiamo oggi il Trieste Convention Center, Generali Convention Center, la centrale idrodinamica. Avremo finalmente questo progetto da 640 milioni a base d'asta che rivedrà tutta quell'area. Abbiamo sul terrapieno di Barcola poi quello che sarà l'altra stazione che porterà ad Opicina, l'altra stazione che sarà vicino a un centro, a un polo sportivo importante, sia la parte ludico-sportiva del Porto Vecchio, ma sia la parte sportiva con campi da beach volley, con campi da tennis, con skate park, che verrà fatta successivamente sul terrapieno di Barcola. Quindi la città si sta rinnovando, la città sta crescendo, la città sta andando avanti e questa è la consigliatura che crea quella programmazione necessaria per portare avanti i progetti in maniera chiara, coesa, sicura. Ovviamente questo ha creato tante polemiche, molte delle polemiche sono penetrate, diciamo, all'interno dell'opinione pubblica, polemiche che probabilmente stava a noi andare un po' a sviscerare, a disinnescare nel tempo. Ovviamente questo lo faremo anche in Consiglio Comunale. A mio parere il centro-sinistra annoierà una città. Perché? Perché ripetono sempre le stesse cose allo stesso modo, cose che hanno già ricevuto molte volte risposta. Oppure quando dicono ma voi avete dato poco peso alle osservazioni ricevute. No, semplicemente se ci sono 1500 osservazioni che parlano di vento, non vai a sviscerare 1500 volte lo stesso argomento.
lo svisceri una volta sola. Molte poi di queste osservazioni che io sono andato anche a leggere contenevano insulti, semplici insulti firmati. Questa era una cosa che io avevo definito grave, cioè sono gli atti, quindi sono una cosa pubblica, qualcuno può andare anche a vedersela, io non li ripeto ovviamente qui per rispetto anche di quelli che sono le persone che ci seguono da casa, però contenevano insulti firmati e la pubblica amministrazione ha dovuto prendere quell'insulto, protocollarlo, creare una risposta e dare una risposta. E secondo me questa cosa... Ma mi scusi, ma sono atti pertinenti all'osservazione del progetto gli insulti? Sì, ma posso anche farli cioè non andrebbero vedere. In qualche modo... Il punto, se tu ricevi un'osservazione... archiviati come non portano niente di costruttivo alla definizione tecnica della... no? Cioè immagino che un'osservazione sia... io metto quello lì chi chiede d'accordo dice guarda che anziché meglio lì è meglio lì. Non erano proprio così. Una questione così. pratica, concreta. Non erano così le osservazioni. Se si vanno a vedere, gran parte dell'osservazione c'è il problema vento. Ok, so anch'io che c'è il problema vento a Trieste, ma abbiamo creato un sistema per cui a 90 km orari, fino a 90 km orari di vento a raffiche la cabinovia regge bene, potevamo crearne una che reggesse molto di più, ma diventava molto più dispendioso, molto più pesante, molto più impattante. Abbiamo fatto una scelta diversa, una scelta tecnica diversa, ma che comunque permetterà alla cabinovia di andare e viaggiare in sicurezza e tranquillità. Ma per rispondere, la legge ti dice che tu devi dare una controdeduzione ad ogni osservazione che ricevi e anche queste osservazioni hanno impegnato i tecnici pagati da tutti i cittadini, perché questi sono tecnici pagati da tutti i cittadini, a dover rispondere perché a ogni singola osservazione è stata data una risposta precisa. No, ma che siano date risposte alle osservazioni è normale, è giusto, ma anche legittimo, ma gli insulti insomma. Anche quelle che avevano scritto sopra un insulto, purtroppo tempo, dobbiamo anche dire questo, è stato fatto questo. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? C'è in linea qualcuno? Pronto? Sì, prego. Sentiamo, buongiorno. Niente. Facciamo che chi ha intenzione di contattarci al caso ci richiama perché non credo che siano o sia collegato a noi. Sono 3.000 e passa, verranno però raggruppate, no? Sì, vengono raggruppate come ho spiegato prima per categoria, perché quando omogenee non serve dare non cambia la risposta tecnica da una all'altra. Vale per gli altri, sì, esatto. Sì. Quindi sono state raggruppate per famiglie. Aspetti Martini, che forse abbiamo la telefonata. Okay. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Niente, come non detto. Mi scusi, prego. Famiglie molto ben chiare che vanno a raggruppare i voti che noi daremo alle controdeduzioni, perché quello che il Consiglio Comunale vota non è l'osservazione, ma è la controdeduzione all'osservazione. Quindi è un sottilismo tecnico, ma molto Quindi importante. Facciamo un esempio, l'osservazione del residente o indifferente chi è che, non so, quel pilone è sbagliato metterlo lì, la controdeduzione comunale è no, guardi, quel pilone va lì per questo motivo, esatto. E quindi voi voterete la controdeduzione, la risposta dell'ufficio. Voi dite ok, sono d'accordo con l'ufficio, oppure no, non sono d'accordo con l'ufficio. Esatto. Okay. Questi saranno per renderla potabile. Esatto, per renderla pratica alle persone, ma è proprio questo il meccanismo. Poi ci sono le opposizioni, cioè chi ha un interesse di stampo privatistico a risponderci, ci ha risposto e quelli invece riceveranno un voto per ogni singola richiesta. Quesito, sì. Quindi noi cittadini li andiamo ad ascoltare, li abbiamo ascoltati, la pubblica amministrazione ha risposto in modo trasparente, lineare. Ecco, le chiedo una cosa, poi proviamo un'altra telefonata. Quando in commissione si bypassò tutta quest'opera di
censimento 1 a 1 era mi pare normale, nel senso che nell'ordine dei lavori delle commissioni, che sono, per chi è più profano di diciamo attività consigliare, sono le rappresentanze di tutti i partiti che si trovano in delle determinate riunioni segmentate per argomento, e quindi c'era l'assessore Babuder che illustrava tutto eccetera, ce n'era diciamo 1 o 2 per ogni partito, poi chi come il Movimento 5 Stelle che ha solo la Richetti partecipa a tutte, perché così rappresenta sempre il Movimento 5 Stelle in tutte. In commissione non era previsto che si leggessero una a una, perché tanto andava in aula, quindi inutile fare il lavoro 2 volte, giusto? Esatto, ma per spiegare sempre questa cosa, noi è stato, addirittura ci ha aiutato la sinistra a farlo, bisogna dire la verità, quando per una volta non posso dire che non l'hanno fatto, hanno beccato le opposizioni a questa delibera, quelle più complete, quelle che avevano all'interno più punti per spiegare, no? E quindi quelle che avevano più punti all'interno andavano a coprire la stragrande maggioranza delle opposizioni. Io stesso ho chiesto che venisse illustrata la controdeduzione ad un'opposizione molto complessa che io avevo letto e volevo sapere qual era la controdeduzione, perché questa avrebbe coperto molte altre, e a livello tecnico ce l'hanno detto i tecnici, guardate che questa controdeduzione spiega questo punto che è in questo pacchetto, che copre queste cose, quindi non è che la Commissione non ha esaminato, la Commissione ha esaminato però secondo lo stesso criterio che avremo poi in Consiglio Comunale. È stato un lavoro ben chiaro, anche perché, visti l'animosità contro questo tipo di opera, bisogna dirlo, c'è una parte che nutre un'animosità molto forte e quasi lei dice dell'aula o della città? Della città. Vabbè sì, chiaro. Anche c'è una parte, cioè certo, non possiamo dire... È evidente. No, non possiamo ignorare quelle persone. Io stesso, quando fui eletto nel 2021, io le ho ascoltate, queste persone. Sono andato con loro nei luoghi. Dopodiché ho fatto la mia scelta, sono andato dai tecnici, ho chiesto ai tecnici comunali di spiegarmi quello che io non potevo sapere, il FLISH, il rapporto che c'è tra un singolo pilone, quanto questo pilone va ad agire sul terreno in base alla sollecitazione che riceve dalla cabinovia. Sono argomenti complessi, sono argomenti ingegneristici, certo, tecnici. chiaro. Sono andato dai tecnici che si occupano di questo progetto e gli ho chiesto di spiegarmelo più volte, non solo quando sono arrivate poi le sentenze, insieme anche ai reparti dell'avvocatura del comune, alcuni consiglieri se le sono fatte spiegare e abbiamo visto all'interno delle sentenze che mai nessuna di queste sentenze ha toccato atti comunali, cioè nessuna di queste sentenze che c'è stata fino adesso ha detto l'atto del comune era illegittimo, era un eccesso di potere o era sviamento, mai, questo non è mai accaduto, vuol dire che il comune ha lavorato all'interno del sistema legislativo in maniera chiara, compatta ed è andato avanti per step. Cioè, rispetto a questo progetto ci stiamo comportando veramente e ci stiamo muovendo anche a livello di trasparenza. Ovviamente le persone percepiscono di più la controparte che continua ad animare. Certo. Però io ricordo che quando qualcuno ha tentato di rendere questo progetto, di rendere le regionali un referendum sulla cabinovia, perché non so se ce lo ricordiamo, ricordiamolo questo, la risposta della città è stata stiamo assieme al Presidente Fedriga, che è stato votato, è stato eletto con una grande percentuale, ha superato il 60% delle preferenze, del consenso dei cittadini e in maniera ben chiara la maggioranza in quel caso aveva risposto. Quindi, oltre al fatto che se noi andiamo a vedere le statistiche, il nostro sindaco ha ancora più del 54%, cioè invece di diminuire rispetto alle elezioni, dopo, perché di solito quando governi qualcuno scontenti sempre, qualcosa rischi sempre di perdere, il consenso
di questa giunta, del nostro sindaco, è aumentato. Cioè questo deve essere un messaggio ben chiaro poi. Per questo anche noi, alcuni hanno letto un po' di più le carte, alcuni un po' di meno, chiaro, ma stiamo portando avanti questo tipo di progetto. Dopo, Idea Giuliana su questo progetto, anche noi moderati, ha un'idea ben chiara, che è quello dell'allungarlo fino a Montegrisa in futuro. Ma dobbiamo partire da qualche parte. Perché forse abbiamo una telefonata. Buongiorno. Eccomi, tutto è bene ciò che finisce bene, c'è stata qualche difficoltà col telefono. Prego. Caro dottor Bernardo e caro Mirko, buongiorno da Claudio Visentini. Buongiorno, prego. Buongiorno, ho conosciuto personalmente la lista civica Idea Giuliana. Le donne, che sono la maggioranza, sono pure il motore del mondo. Bene, un saluto ad una per tutte, Maria Cristina Zucchi. Idea Giuliana si sa che fa riferimento in comune a te e a Roberto Casò, in regione al consigliere Carlo Grilli, che ha intenzione con una mozione di accompagnare i ragazzi fragili, che è un lavoro che impone delicatezza. Bisogna fare valere questo ruolo con la definizione di professione usurante presso il governo. Pensi di fare in comune una mozione analoga, caro consigliere? Lo ritengo molto utile, specie in questi tempi. La dignità di un ruolo così strategico nel rapporto con i nostri figli e le famiglie. Grazie e buon lavoro. Grazie Martini. Grazie. Ne aveva parlato di questa mozione con Grilli l'altro giorno, c'è l'intenzione di riproporla Claudio in comune? Allora, potremmo anche riproporla in comune, ma noi sappiamo che il Consiglio regionale e il Comune di Trieste lavorano assieme, potremmo rafforzare questa questione che però è aperta a tutta la maggioranza, ovviamente condividiamo e Idea Giuliana ha collaborato insieme, non è che lavoriamo staccati o scollegati, collaboriamo molto tra di noi nel portare avanti le iniziative, siamo proprio una squadra che è la cosa più importante poi che i cittadini abbiano, e quindi appoggiamo la mozione del consigliere Grilli. E ovviamente quello sì è un lavoro da definire usurante, stare con le persone più fragili impegna mentalmente, impegna fisicamente molte volte, perché se devi spostare, alzare qualcuno non è per nulla semplice, è un lavoro ripetitivo molte volte, e gli operatori veramente fanno un grande lavoro con pazienza, con dedizione e soprattutto professionalità, perché quella che ci vuole, la professionalità non può mai mancare in quei contesti dove i più fragili vengono messi nelle mani di qualcuno, e poi alle volte vediamo invece scene veramente che non si dovrebbero vedere, di persone anziane maltrattate, certo. Di bambini maltrattati. Questo non deve assolutamente accadere, quindi noi stiamo dalla parte dei professionisti seri, di chi ci mette il cuore, di chi ci mette dedizione, chi ci mette pazienza ogni giorno, perché ci vuole una pazienza infinita. Ricordo quando stavo vicino alle mie nonne, ci voleva veramente, volevo bene, però dovevo metterci anche tanta pazienza nell'ultimo periodo, quando non stavano bene, che erano persone più fragili e mi avevano visto crescere. Quindi conoscendo quella fatica appoggio quel tipo di mozione, e sono sicuro che il Consiglio regionale la voterà e la porterà avanti e non la lascerà come lettera morta, soprattutto perché non significa solo dare un'indicazione politica, significa dover poi trasformare quell'indicazione di stampo politico in un'indicazione di stampo legislativo, perché il ruolo del Consiglio regionale è un ruolo legislativo, loro fanno leggi e con le leggi devono programmare quella che è la regione del futuro. Allora, ci sono due mail, ma vedo già una telefonata, quindi buongiorno, chi è in linea? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Prego. 2 domande.
La prima, chi sulla cabinovia, i dati che sono stati definiti per appunto far accettare il progetto sono sotto giuramento da parte di chi li ha emessi, nel senso che se un cittadino come sono io dice voi avete realizzato una cosa che graverà sulle spese del comune, però sono stati fatti dei conti per cui il discorso aveva una sua validità economica, con dei dati che sono stati dati da alcune persone, spero sotto giuramento, nel senso che non è che sono dati messi lì così che poi uno diceva vabbè, insomma. E quindi se nella realizzazione del progetto questi dati non si avverano, non fossero avverati, evidentemente bisognerà trovare chi li ha dati sbagliati. Questa è la prima domanda, se è vero che sono sotto giuramento. La seconda è questa. L'asilo di Roiano, il comune ha detto che non può fare assunzioni per un problema finanziario. Contemporaneamente ho sentito che il comune ha estinto alcuni mutui. Allora, siccome l'estinzione di un mutuo alla fine in questo sistema in cui c'è l'inflazione è un favore che si fa alla banca, io vorrei sapere, se lei lo sa, quali mutui sono stati estinti e che interesse avevano. Grazie e buongiorno. Grazie. Allora, rispondendo alla prima domanda, i tecnici hanno dei doveri nei confronti della pubblica amministrazione e hanno dei doveri in confronto anche alla cittadinanza. I dati che utilizzano devono essere dati certi, non devono essere dati inventati, farlocchi, anche perché ne rispondono direttamente, cioè chi dopo vai di fronte alla Corte dei Conti ne devi rispondere, non puoi farloccare dati come vengono definiti, tu devi avere ben chiaro. E noi a Trieste, grazie a un progetto di controllo dei flussi, abbiamo un'idea ben chiara dei flussi all'interno della città. Questa è una città che non ha un picco e un flusso poi basso come succede in altre città. Questa è una città che ha un flusso costante di auto che vanno avanti e indietro, è un flusso abbastanza elevato per una città di queste dimensioni e noi abbiamo questa visione ben chiara rispetto a Trieste. Quindi quei dati sotto giuramento è una definizione giuridica particolare che giuri quando vai a fare il testimone in aula, di dire la verità e di non nascondere alcunché di tua conoscenza. Qui non è la stessa cosa, qui c'è un dovere da parte del sistema tecnico di dare dati che sono dati statistici, ma che seguano delle funzioni matematiche complesse, ma allo stesso tempo qualcuno dice ma non serviranno, non andranno tutte a Opicina. Vero, c'è anche il troncone basso. Se noi andiamo a vedere per esempio la 15, non tutti arrivano al capolinea della 15, ma non per questo salgono meno persone o pagano meno persone il biglietto di quella tratta. Semplicemente quella tratta ha più fermate e le persone, viene utilizzata tantissimo la fermata in Piazza Vico, viene usata tantissimo altre fermate anche per la 10 magari parte da Piazza Goldoni che è stracolma, arriva già a Campo San Giacomo che è semivuota. Io utilizzo i mezzi pubblici e so che funziona così, magari si riempie poi più avanti. La stessa cosa succederà per quella cabinovia, magari si riempie vicino al molo, la gente scende magari alla centrale idrodinamica, poi ne salgono altri, arrivano a Barcola, poi da Barcola risalgono e allo stesso tempo da Opicina scendono, magari qualcuno si fermerà nei pressi della centrale idrodinamica e dello studentato, perché poi quell'area verrà totalmente trasformata, ci saranno insediamenti di aziende in quell'area, ci sarà l'insediamento della regione
in quell'area che porterà lì molti dipendenti, e quindi questi flussi, questi calcoli matematico-statistici sono stati dati, e sono dati che noi non possiamo definire sotto ragionamento, ma hanno un loro tecnicismo ben chiaro. La seconda domanda adesso mi sfugge, perché era un argomento debito. Sul debito del comune. L'estinzione di mutui. L'estinzione di mutui è una scelta che ci permette di assumere. Tradotto, per legge devi rispettare delle scalette. Se tu sei sovraindebitato non puoi assumere. Il Comune di Trieste non è mai stato sovraindebitato, se non all'inizio, quando Di Piazza è arrivato, che si è ritrovato un debito lasciato da altri di più di 120 milioni di euro, debito che alla fine di quest'anno arriverà a 19 milioni di euro. Io ringrazio per questa domanda. I debiti restituiti sono stati restituiti perché in un calcolo globale, anche per quanto riguarda gli interessi che venivano dati, in questo momento avevamo interessi più bassi e quindi era conveniente uscirne. Ma non solo, questo pagamento che noi facevamo ogni anno ci metteva una pressione in parte corrente. Tradotto, il bilancio del comune è diviso in due tronconi: conto capitale, che sono gli investimenti, e la parte corrente, che è un po' tutto quello che è spesa ordinaria, i dipendenti, i mutui, magari la manutenzione ordinaria, cioè stanno all'interno della parte corrente. La manutenzione del verde sono spese che uno sa essere fisse, e quella mangia gran parte poi del bilancio, e le scelte in conto capitale si stringono. Con questa scelta che noi abbiamo fatto, ed è una scelta pro futuro, abbiamo detto in maniera ben chiara: non vogliamo gravare il comune di altro, possiamo sbloccare anche quelle che sono delle assunzioni future, e quindi possiamo andare avanti in maniera più serena e permettere poi una programmazione anche diversa a chi verrà dopo. Questa è una consigliatura veramente che sta facendo un grande lavoro di programmazione di questa città. Come dicevo prima, la delibera che definisco la delibera madre è una delibera che vale una carriera per un politico, che è stata quella sul Porto Vecchio, che è stata gravosa, è stata sentita da chi la stava votando in maniera molto forte. Quando ho letto tutte le carte, quando sentivo quella responsabilità nei confronti della città e anche nei confronti dell'intera regione, perché quello cambierà il PIL regionale, è un maxi progetto veramente, veramente grosso. Per fare un esempio, ritornando sul debito, molti anni fa quello che è il mio padre politico, un mentore politico, Renzo Tondo, che governava questa regione, ha fatto una scelta molto chiara quando ha preso in mano la regione: il debito è qui, io lo voglio portare qui, una linea molto che va verso il basso, perché sapeva che quel debito avrebbe ipotecato il futuro di quella regione, quindi ha fatto una scelta difficile, dura, ma era quella di dimezzamento del debito regionale. La Serracchiani dopo di lui fece una scelta simile. Sì, mi ricordo. Federiga poi ha potuto investire nella regione. Ci sono voluti 10 anni per vedere la concretezza, il risultato, ma questo è quello che deve fare un buon amministratore, un buon politico: vedere un po' più in là, riuscire a vedere oltre la linea dell'orizzonte, che è quello che ha sempre fatto poi Roberto Di Piazza quando ha trasformato Trieste, ed è il compito che viene lasciato anche agli amministratori più giovani come il sottoscritto, che è quello di vedere e programmare la città. Per esempio, io sono stato molto fiero che Trieste fosse alta in classifica rispetto alla vivibilità per i giovani. È una cosa importante, ma allo stesso tempo sappiamo che senza storia, senza i nostri anziani, non abbiamo un futuro. Quindi sono stato fiero di questo, ma anche sono fiero che questa città, per scelta politica ben chiara, sia una delle città
che più investe sul sociale, perché non è una spesa, è un investimento. Andiamo in pubblicità, 8:30 passate, breve interruzione, ci vediamo tra poco. In diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Buongiorno Fulvio, ci parla di nuovo del territorio libero? Sì, bene. Se mi è permesso, volentieri. Sì, prego, Io non parlo di territorio libero unicamente. Buongiorno a lei innanzitutto, dottor Gulotta, e alla sua ospite. Prego, io non parlo solamente per una bandiera e basta, io parlo per il futuro della città. Visto che il giovanotto che là con lei è tanto attento a tutte le cose, perché non tira fuori il trattato di pace e leggiamo un attimo gli allegati? Qua si parla dell'allegato ottavo e non si parla di altro. Tutto lo sviluppo economico che si potrebbe fare nel Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, nessuno lo analizza. Il giovanotto è tanto attento alle cose. Perché non vediamo che sviluppo economico possiamo dare a questa città, che è diventata una città di anziani come me? Perché non tiriamo fuori? O vogliamo parlare del diritto consuetudinario, di uno Stato già formato, di uno Stato già esistente? Perché se non ci fosse il territorio libero non ci sarebbe il Porto Franco internazionale, non ci sarebbe l'allegato ottavo, non ci sarebbero i punti franchi. Questi qua arrivano unicamente dal trattato di pace. Spero in una risposta sugli allegati. Grazie e una buona giornata. Martino. Io do una risposta, allora, di solito do risposte graffianti e tese. Cerco di non dare una risposta graffiante e tesa e spero poi che le persone non si annoino nella mia risposta. Il diritto internazionale è un diritto molto particolare. È un diritto che ha delle consuetudini, ha dei principi generali e poi ha i trattati. Una delle modalità di questi trattati è quello della tabula rasa. Cosa significa? Che quando uno Stato sparisce ed era uno Stato di quelli contraenti il trattato e viene a mancare, quei trattati vengono meno. Questo è una regola chiara del diritto internazionale, quindi quei trattati sono venuti meno. Ma dopodiché le risposte le ha già date più volte la Cassazione rispetto a questi argomenti, abbiamo dovuto impegnare la Cassazione, che è l'organo giuridico più elevato per dare risposte. Quindi ci sono oramai dei sognatori che ancora straparlano rispetto al diritto internazionale. Noi abbiamo scelto, insieme ad altri paesi, di portare avanti quelli che sono punti franchi in determinate aree, e sono punti franchi estero su estero, non sono punti franchi punto, che hanno una valenza diversa a livello di tassazione, che semplicemente ti dicono: se tu porti in quel punto una cosa, la trasformi e la riporti in un altro punto, su quello non paghi la tassazione. Questo ovviamente può far crescere Trieste, il suo porto, il suo trasporto. Trieste sappiamo essere uno dei porti più grandi d'Europa per numero di merci scambiate, però bisogna farlo in un alveo di chiarezza, perché per colpa di queste persone che straparlano, Trieste ha perso la grande occasione di Expo. È un punto da non dimenticare, questo in maniera molto, molto precisa, perché poi le cose hanno un peso e diventa gravoso. Allo stesso tempo oggi noi stiamo facendo delle scelte che, secondo chi vi parla, sono scelte lungimiranti e che secondo me la storia ci darà poi ragione. Quando in Consiglio Comunale ci dicono voi avete dimezzato il debito perché non avete investito nella città. No, noi abbiamo investito nella città, ma abbiamo fatto investire i privati in questa città. Abbiamo il project financing calore, che è quello che diminuisce, abbatte del 70% i costi per la pubblica amministrazione per quanto riguarda gli edifici comunali. Abbiamo il project
Luci, che anche questo diminuisce ed abbatte sia i consumi e quindi è pro ambiente, sia i costi per la pubblica amministrazione, perché se consumi meno ovviamente spendi di meno, senza calcolare poi il project financing in Via Locchi, che ha fatto investire al privato, ha fatto rinnovare al privato tutto il polo sportivo. Ovviamente poi i privati hanno un periodo in cui possono rientrare dai propri investimenti, perché se uno investe è giusto che poi questo abbia un ritorno economico. Addirittura noi abbiamo fatto poi il Maxi Project per il Porto Vecchio, che sono 640 milioni di euro a base d'asta, quindi è importante, secondo me andrà molto in alto quell'asta, ma che permetterà alla città di rinnovarsi, e da enti esterni è stato definito uno dei 10 migliori progetti del mondo. Quindi noi stiamo investendo nella città, stiamo dando un futuro a Trieste ben chiaro e allo stesso tempo stiamo abbattendo il debito, perché oggi che siamo in un periodo dove i privati investono, i privati vengono a Trieste a investire, noi dobbiamo prepararci anche ad un momento dove non sarà così, e lo stiamo facendo in maniera ben chiara. Questo significa comportarsi come una famiglia accorta, come un buon padre di famiglia nella definizione del codice poi civile. Le leggo un paio di mail, poi andiamo a una telefonata, cercheremo di essere rapidi, abbiamo un quarto d'ora prima delle 9. Quando scenderai dalla cabinovia d'Opicina non sarai da nessuna parte, Opicina è l'unico centro carsico privo di interesse naturalistico. Per raggiungere le aree interessanti e visitabili ci vogliono molti altri collegamenti, se devo andare a Basovizzo, a Trevigiano, a Sagrado, di Sgonico in autovettura sto 15 minuti, con la cabinovia forse un'ora e mezza o più, con grande dispendio di tempo ed energie. Chiede Enrico, dice Enrico. Un'altra mail dice: ma quando i cittadini sono stati ascoltati, quando si è portata avanti quella mozione presentata dal consigliere Medau che impegnava sindaco e giunta a incontrare i residenti, per quanto riguarda gli insulti io ne ho subiti da parte di un assessore, anzi era presente pure lei Martini. Per il consenso vediamo di ricordarci che l'assessore mamma del progetto non è stata riconfermata. Ah, cioè sarebbe la Polli. Ok, va bene. E poi invece Stefano dice: buongiorno, vorrei sapere che fine fa l'Unione Sportiva Triestina. Questo è un altro capitolo che diciamo purtroppo non vive di un aggiornamento in questo momento, ma dovremmo aspettare qualche ora per capire, perché oggi è una giornata importante, poi le scadenze entro il quale la Triestina dovrà pagare l'iscrizione al campionato e gli arretrati, ma questo, ripeto, è un altro argomento. Risponda in 1 minuto e mezzo a queste mail sulla cabinovia e poi andiamo alla telefonata. In 1 minuto e mezzo è difficile. La cabinovia sarà un centro hub dove poi poter fare i collegamenti. Se noi creiamo un collegamento fisso, chiaro, veloce, continuo, facile da utilizzare, accessibile alle persone, dove ci potrà essere anche il trasporto di mezzi come biciclette e quant'altro, questo punto poi fungirà da hub. Io immagino che poi vicino allo studentato, vicino alla centrale aerodinamica, da lì possa partire anche un hub di collegamento via mare. Non utilizziamo più solo il trasporto su gomma, vogliamo inserire una multi-utilità nel trasporto pubblico, e questo è importantissimo, cioè la multi-utilità è quella poi che ti dà la capacità anche di arrivare più velocemente nei punti e sfruttando al meglio quello che è il trasporto pubblico, abbattendo i costi per il cittadino e andando ad abbattere anche quelle che sono le emissioni di CO2. D'altro canto, la cabinovia messa in quel punto serve per andare a sgravare l'accesso nord di alcune macchine. Sappiamo che una percentuale, che è una percentuale statistica, arriverà lì, metterà l'auto e verrà verso la città e poi tornerà su, perché è un trasporto rapido, è un trasporto continuo con una frequenza ben precisa, con tempi di attesa molto molto bassi e un'accessibilità molto molto elevata. Quindi tutte queste cose permetteranno poi alle persone di utilizzarla al meglio e secondo me gioverà molto anche all'economia di Opicina, che subirà una trasformazione
nel tempo. Sono processi che richiedono tempo, una programmazione, non è una cosa faccio tutto e subito, il tutto e subito in pubblica amministrazione non esiste. Per quanto riguarda invece l'altra risposta rispetto agli insulti, io rispondo per me stesso, io non ho mai insultato, penso di essermi comportato molto bene anche con chi scrive, molte volte ho ricevuto insulti e critiche personali io stesso, non ho mai accettato che ricevessero insinuazioni, insulti e critiche la parte tecnica perché non poteva difendersi in maniera diretta e lì mi sono arrabbiato molte volte perché venivano insultati i tecnici e questo non andava bene. La faccia qui ce la metto io, se volete insultare il sottoscritto e darmi dell'asino va bene, per me non è un problema, non andiamo a insultare la parte tecnica. Se qualcuno invece ha dato degli insulti ne risponderà lui stesso, il sottoscritto ha uno stile politico diverso, di certo alle volte si viene spinti verso l'esasperazione e c'è chi ha i nervi un po' più saldi, c'è chi ha i nervi meno saldi e c'è chi come me gli saltano tutti i nervi ma non si nota. Beh, un pochino. Forse un pochino. Un pochino. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Prego. Sì, buongiorno. Prego. Sono Vladi. Vorrei porre alcune precisazioni. Dunque, innanzitutto io sono favorevolissimo. Sì, buongiorno. Sono in onda? Sì, Vladi, prego, l'abbiamo già ascoltata. Sì, buongiorno. Ecco, allora, premesso che io sono favorevolissimo alla cabinovia per tutto lo sviluppo, per tutto il bene che potrà portare per la città, ho conosciuto alcune persone che sono andate a firmare per il no ovo e mi hanno confermato che è stato fatto del vero terrorismo. Distruggono il bovedo, smantellano il bovedo, verrà una landa, cioè molti hanno firmato in buona fede, ma su informazioni assolutamente sbagliate. Vorrei dire che per quanto riguarda il PNRR che è stato cassato a favore di Padova, è stato fatto del terrorismo a Roma e a Bruxelles da parte delle opposizioni che sono riuscite a dimostrare che si trattava di un impianto, di un'opera totalmente turistica e quindi a Bruxelles hanno recepito questa notizia dell'opera assolutamente turistica e i soldi sono saltati. Allora, quando si dice quanto costerà anche la manutenzione, eccetera, tutti i trasporti nostri cittadini, dal tram di Officina a Trieste Trasporti, sono sostenuti da contributi regionali e comunali con fior di soldi ogni anno, ma comunque a fronte del benessere, del beneficio che la cittadinanza ne gode, sono soldi che vanno senz'altro messi in conto, quindi non c'è nessun problema. E sugli studi fatti non c'è dubbio e una fila di alberi larga 15 metri per arrivare fino a su comporta lo 0,004 e anche di meno di quello che è il bosco. Sta di fatto che però tanti alberi sono stati abbattuti alla base del bosco o anche in alto o al limitare del bosco addirittura dentro negli anni passati per fare i parcheggi delle automobili. E poi ci sono varie onlus e più o meno ambientaliste, ecologiste che cavalcano il malcontento e questo confonde la cittadinanza e non riesce a dare l'immagine esatta. E mi complimento per la preparazione del suo ospite che sta dando delle risposte veramente esaurienti. Grazie Vladi. Grazie. Grazie. Breve commento e poi le leggo altre mail. Qui è quello che purtroppo è accaduto, è penetrato un sistema diverso. Molti alberi poi non saranno nemmeno abbattuti ma saranno solamente abbassati rispetto alla sicurezza, bisogna dire anche questo. Poi l'Università di Udine ha dato molte prescrizioni, tra cui mi fa sempre ridere questa cosa, l'abbattimento dei cinghiali per il mantenimento dell'ecosistema rispetto
alla cabinovia, e i soldi del PNRR non sono stati persi, cioè l'Europa non ce li ha tolti, questo deve essere ben chiaro. Il Ministero, vedendo delle facu dell'Europa, ha scelto in via cautelativa, onde evitare di spendere in un posto e poi dover spostare denaro e quindi mettere le casse dello Stato in difficoltà, in via cautelativa ha scelto di fare un cambio che a mio parere è stato un eccesso di cautela, ma che magari può servire e può essere utile, e che ci permette anche di migliorare le cose, di vederle in maniera più chiara, perché ci dà più tempo, non dobbiamo fare le cose sempre serrate, sempre difficili, ma possiamo poi andare veramente a costruire un bel progetto, un progetto di unione. Io dico questo: il tram di Opicina costa alla collettività circa 2 milioni di euro all'anno. La cabinovia, che andrà su e giù, costerà di meno se la facciamo andare su e giù vuota, totale, cioè la piantiamo, la mettiamo lì, la facciamo andare su e giù vuota, totale, non ci sale neanche il sottoscritto, costa comunque meno. Quindi questo è il rapporto che dobbiamo metterci. Io per esempio ero stato preso anch'io dall'ansia rispetto al territorio, rispetto al Frisch, e ho chiesto ai tecnici dell'lucidazione, mi hanno detto che un palo a livello statico, la pressione che fa sul terreno non è solo verso il basso, ma riceve anche una controspinta verso l'alto che permette di pesare meno di una casa e meno anche di molte altre cose, meno di un camion, cioè il rapporto tecnico ingegneristico che io non posso spiegarvi, sono un giurista, non posso entrare nel merito dei numeri, ma questo di sicuro è favorevole rispetto alla scelta ben chiara. È stata una scelta ponderata, è stata una scelta pensata e sarà una scelta veramente che porta al futuro. Dopo anche l'impatto visivo che ci sarà minimo rispetto al Porto Vecchio, abbiamo visto anche i render, sarà sotto il livello degli edificati, quindi a livello visivo non si vedrà niente e sarà una cosa che ti passa sopra la testa e che porta le persone, mentre magari c'è qualcuno che si gode il bosco lineare. E per quanto riguarda invece il Faro della Vittoria, per immaginarcelo dovete prendere la testa del soldato del Faro della Vittoria e pensare che passerà sotto quella linea lì. Per quanto riguarda le case, una che verrà espropriata la colpiamo in pieno, ma è vuota, quindi una gli passiamo proprio sopra, una, e lì abbiamo progetti per farci qualcosa all'interno, mentre nelle case si passerà fino, cioè, se non sbaglio, quella più vicina passa 15 metri da una casa, quindi vengono rispettate anche le persone. Immagino però che chi abbia un animo sia così animosamente contro e che abbia un interesse di stampo privatistico, ovviamente ha utilizzato, ha fomentato, si è sentito magari più ascoltato da chi aumentava le sue paure, però allo stesso tempo non possiamo bloccare una città. Immagino chi ha avuto la costruzione della superstrada davanti abbia avuto un impatto su questo, ma se oggi mancasse la superstrada mancherebbe un'arteria principale per la città di Trieste. Quindi i progetti devono essere fatti, devono andare avanti e adesso rispettano dei criteri che in passato non venivano rispettati, dei criteri ambientali, le compensazioni, le accessibilità, la possibilità di un sostegno economico di queste questioni. Non si fanno più cattedrali nel deserto, quindi è molto importante questo. Ascoltiamo una telefonata, poi io, se abbiamo tempo, le faccio ancora una domanda. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Prego. Allora, Gino e anche Vladi hanno menzionato la cabinovia. Per quel che costa, per le manutenzioni, per la bora, eccetera, e revisioni,
io direi di piantarla lì con questa cabinovia, perché con tutti i soldi e con tutti gli alberi espropriati eccetera, e cosa serve la cabinovia? 4 autobus in più e sarebbe comodo, sarebbe un servizio maggiore. Però avete le grandi idee, le grandi menti hanno per la cabinovia, che non serve, perché se sono 30 persone ad aspettare la cabinovia, quanti saliranno? Solo 10, 12, 15 il massimo, e gli altri cosa aspettano? Il prossimo turno. Mettete 4 autobus, va. E bene. Poi un'altra cosa, sì, fate la cabinovia, fate questo, fate il tram di Ozzina, e poi arrivano i musulmani e vi spaccano tutto, anche il formaggino e anche il faro. Vabbè, ma tutto, un metal detector sulla sicurezza in piazza non avete mai pensato? L'assessore a Gavardo, parole quando è lì in televisione, ma di mettere il metal detector come è stato nella risiera di San Saba e anche a Roma ultimamente, ma perché non lo mettete? Cosa costa? La signora Luisa l'altro giorno ha detto sì, poi avremo il paese dei campanelli, perché suoneranno qui, suoneranno là, come se fossero 1000 agenti col metal detector in piazza Trieste. Ma dai, siamo un po' seri. Bene. Grazie. Mandi. Le volevo fare una domanda prima di chiudere, che poi c'è anche il prossimo Rispondo ospite. a tutti e due, Sì. in un minuto. Si ricompone la frattura del centrodestra sull'asilo di Roiano? Ma certamente si ricomporrà e faremo la scelta più opportuna per i bambini. Noi dobbiamo pensare che lì metteremo bambini e faremo sicuramente la scelta più opportuna, e faremo una scelta. È normale che in una maggioranza si pensi in modo diverso, ed è giusto che si pensi in modo diverso, perché questa si chiama politica, e la sintesi politica è quella che poi ti permette di fare le scelte migliori. Per quanto riguarda quello che ha detto la persona, 4 autobus costerebbero 3 volte e mezza rispetto alla cabinovia e ai costi, perché sappiamo che una linea di autobus ci costa circa 1 milione di euro l'anno, quindi costerebbe più o meno il doppio, se non il triplo, e avrebbe un impatto ambientale infinitamente maggiore. Per quanto riguarda le 15 persone che entrano e le 30 le altre 15 quindi che aspettano, la frequenza di una cabinovia è infinitamente maggiore rispetto alla frequenza autobus, quindi aspettano, ma aspettano pochissimo, proprio per questo è un effetto della cabinovia, è una cosa pensata. Per quanto riguarda i metal detector, la nostra polizia locale è già munita di metal detector, e non è il caso di installare metal detector. Dopo dove li installi? Li installi in una via sì, una no, chiudi il centro, metti delle reti. Magari è il caso di evitare di straparlare. Ovviamente immagino che chi abbia chiamato non abbia nemmeno una vaga idea di come è fatta Trieste e del territorio, ma allo stesso tempo abbiamo visto come la paura instillata da una parte politica sia diventata più gonfia. Il nostro compito sarà piano piano riportare le cose a livello di veridicità e spiegare alle persone quali sono le scelte per il futuro di Trieste, e secondo me Trieste sta avendo delle scelte importanti: dimezzamento del debito, Porto Vecchio, cabinovia sono tra queste, ma immagino anche tutti gli altri project che abbiamo, gli altri progetti che stiamo portando avanti, e anche tutta l'ordinaria amministrazione che c'è tutti i giorni, perché poi la gente, oggi ho aperto le finestre di casa mia e stavano pulendo fisicamente la piazza con dei macchinari, e io ringrazio tutte le persone che lavorano in quel campo, le ringrazio veramente, perché fanno un lavoro straordinario, un lavoro giornaliero, e molte volte non vengono ringraziate abbastanza per il loro lavoro. Grazie a Mirko Martini, noi ci fermiamo per la pubblicità, ci rivedremo tra poco dopo una breve pausa. Buongiorno a tutti, grazie.
ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, le 9 del mattino superate da 7 minuti di questo mercoledì 4 giugno. Ci ha raggiunto in studio, do il buongiorno e il benvenuto ad Ali Yazbek del Partito Democratico, vicepresidente della Consulta degli Immigrati, ed è un tema quello che ci porta al referendum in questo fine settimana, in particolare nel quesito della cittadinanza, che è proprio l'attenzione della Consulta. Le domando, Ali, cosa cambia con questo voto, se dovesse passare il sì, se dovesse passare il no? Ok, buongiorno, innanzitutto mi presento, mi chiamo Ali Yazbek, sono del Libano, sono arrivato in Italia 13 anni fa per fare l'università a Trieste, dove mi sono laureato in laurea triennale in ingegneria industriale e specialistica in ingegneria chimica dei materiali. Adesso lavoro in un'azienda a Gorizia, mi occupo della ricerca e sviluppo e della qualità, e lavoro, anche sono componente della Consulta per gli Immigrati nel Comune di Trieste, dove sono il vicepresidente. Allora, tanti pensano che se passasse il referendum della cittadinanza, la cittadinanza viene regalata. Invece non è così, perché per avere la cittadinanza, per riuscire a fare la domanda per la cittadinanza, bisogna aspettare 10 anni di residenza continuativa, nel senso, se uno salta un giorno deve rifare tutto da zero. Dopodiché, dopo 10 anni, uno può fare la domanda e deve aspettare tra 2 e 4 anni. Quindi noi stiamo parlando di un periodo che oscilla tra 12 e 14 anni, e se passasse il referendum parliamo di un periodo che oscilla tra 7 e 9 anni. Perché si riduce a 5 il tempo da 10, quindi più quei 2-3 di cui parlava lei, siano 7-8 anni, giusto? 7-8 anni, ovviamente. Okay. Io praticamente abito qui da 13 anni, ma fino adesso non ho potuto fare la domanda per la cittadinanza perché il fatto che abitavo in casa dello studente, non potevo fare la residenza e lì ho perso 7 anni. Quindi io parlo della mia esperienza diciamo personale, non è così facile come alcuni dicono che la cittadinanza viene regalata. 1. 2, seconda cosa, secondo requisito che è molto importante, che praticamente uno deve mostrare che ha un reddito costante. Questo oscilla in base a quanti componenti di famiglia ci sono, che aumenta ovviamente, soprattutto negli ultimi 3 anni prima della domanda alla cittadinanza. 3, uno non deve avere praticamente precedenti penali, nel senso se uno ha fatto qualche guaio, qualche problema in passato, ovviamente non viene regalata a lui la cittadinanza, non viene data nemmeno. Praticamente questi qua sono i requisiti principali. Ovviamente ci sono altri requisiti, praticamente il livello B1 della lingua italiana. Certo. Questo cosa ovviamente giustamente viene richiesto. Tante persone pensano che la cittadinanza uno la chiede giusto per chiedere oppure nel senso per fare il figo, ma ovviamente no. Io parlo della mia esperienza personale. Io ho voluto andare all'estero in Inghilterra, dove un nostro grosso fornitore mi ha invitato ad andare lì per vedere una produzione. Non ho potuto andare perché innanzitutto mi hanno chiesto 500 euro per chiedere il visto a Londra, 500 euro di più, tempo di attesa che 2-3 mesi. 3, uno deve dare anche l'impronta, andare a Milano oppure a Roma, e non è detto che danno il visto. Seconda cosa, io sono del Libano, quando è scoppiata la guerra in ottobre-novembre, praticamente volevo portare qua i miei, perché i miei hanno raggiunto una certa età, hanno 70 anni tutti e due. Uno quando raggiunge questa età, nel senso vuole riposarsi un pochino, vuole godere la pensione, invece loro si sono trovati in una situazione di guerra, non sanno dove scappare, dove andare. E io se avessi la cittadinanza potevo dargli una mano, portarli qui da me 2 mesi, così sono al sicuro, dopo tornano a casa nostra. Invece non ho potuto fare questo, ho passato 2 mesi veramente, non li auguro a nessuno. Alla fine sono riuscito a portarli fuori il paese in Turchia, in 2 mesi ho speso lì quasi 10.000 euro, tra biglietti aereo e alberghi. E andando in un paese a una certa età, 70 anni, non conoscendo la lingua, non conoscendo il popolo, non conoscendo nemmeno il posto, veramente è stato un delirio. I miei non vedevano l'ora di tornare a casa nostra in Libano. Infatti appena fermata la guerra, il giorno dopo sono tornati a casa. Quindi la cittadinanza non viene regalata. La cittadinanza è una cosa è molto importante, non solo un passaporto, ma una cosa di sicurezza, è una cosa che facilita la vita, soprattutto chi vuole integrarsi. Io lavoro qui da 6 anni, dove pago le tasse in modo regolare, pago le tasse per la città dove lavoro, per la regione e per lo Stato. Io non chiedo aiuto a nessuno, anzi io adesso sono arrivato in grado dove posso aiutare anche i miei amici, i miei familiari attorno a me, ma praticamente la cittadinanza ovviamente è una cosa importante, perché chi ha il permesso di soggiorno al posto della cittadinanza, in caso,
quando lui la sta rinnovando, praticamente deve aspettare 6 mesi, 8 mesi, in questo periodo qui lui ottiene una ricevuta dove non può uscire fuori il paese. Che significa, io adesso, se uno nel senso abitasse qua a Trieste, non può andare nemmeno in Slovenia, ovviamente, a fare la benzina oppure comprare le sigarette, come tanta gente che fa, perché viene arrestato. Quindi può tornare solo nel suo paese di origine, quindi è un grosso limite. Non solo questo, anche chi è studente, tipo, che ha il permesso di soggiorno come studente, ogni anno deve portare in questura per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno come garanzia che lui ha in banca quasi 5.000 euro, che per un studente, nel senso un periodo ben preciso, a dicembre, diciamo, un importo molto grosso, perché sappiamo gli studenti, nel senso non sono gente che sono pieni di soldi, no? Reddito, sì. Nel senso, avere il permesso di soggiorno comunque non è una cosa, diciamo, semplice, ma la cittadinanza ovviamente è una specie di garanzia per avere una vita migliore, riuscire a integrarsi meglio nella società, riuscire ovviamente a votare. Perché io, ovviamente, se io pago le tasse qui in città, in regione, nel paese, pago le tasse, ma non posso allo stesso tempo votare. Io anche vorrei, nel senso, io ho il modo di pensare, vorrei anche che il mio voto andrà verso la persona che secondo me è giusta, che rappresenta me. Ho capito. Allora, abbiamo forse una telefonata e poi avevo una domanda a riguardo. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Mi sentite? Sì. Buongiorno, un saluto a lei, Gulotta, alla redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Ci dica. Allora, io innanzitutto volevo dare così, un affettuoso benvenuto in Italia al gentile ospite, mi auguro anche che si sia integrato bene nella nostra società, perché sinceramente personaggi come il gentile ospite fanno solo bene alla nostra società. Sangue nuovo, idee nuove, pertanto un caloroso, sempre caloroso, anche se in ritardo, benvenuto, anche se magari già da tanti anni. Però c'è un però, adesso io ho capito il suo punto di vista che effettivamente non fa letteralmente una grinza, però io mi devo scontrare con i numeri. Sì. Allora, i numeri dicono questo, che ci sono analisti che se venisse data subito, immediatamente, la cittadinanza, anche dopo 6-7 anni, più veloce, come dice il gentile ospite, in Italia avremmo nell'immediato 3.600.000 stranieri che diventerebbero improvvisamente italiani, e sinceramente questo a me non dà fastidio, perché se tutti fossero come il gentile ospite, ma anche 6 milioni. Il punto è che, sempre parlando da analisti e sempre parlando con i numeri, questi qua voterebbero compatti per il centro-sinistra, che assommati quei pochi che votano il centro-sinistra con questi 3.600.000 nuovi italiani simpatizzanti del PD e compagnia cantanti, sarebbe il primo partito, il primo governo eletto da nuovi italiani e non da vecchi italiani. Capito. Siccome sulle disgrazie dei poveri immigrati, questo il centro-sinistra ma anche il centro-destra, anche se non lo dice, c'è un sacco di soldi che girano, c'è un sacco di guadagni sopra il sangue e il sudore di queste persone qua. Sinceramente favorire il PD, un governo fatto con i voti degli stranieri, perché ormai gli italiani non li votano più e neanche non vanno più a votare, questi sono i dati di analisti. Ecco, personalmente, seppure col cuore piangente, non sono d'accordo nel ridurre gli anni di cittadinanza, proprio perché sulle disgrazie di questi poveri immigrati ci guadagnano il centro-sinistra in primis e in secondis il centro-destra. Grazie e buongiorno. Grazie, quindi la perplessità di chi ci ha chiamato si sposta più su un settore politico che è magari pratico, del tecnicismo, degli anni, dei requisiti, del contratto e di tutto, più su una questione politica. Non so se voleva dare una risposta su quello che ha sentito. Ovviamente io rispetto le sue paure, la sua opinione, ma il discorso qual è? Al giorno di oggi, io come lavoratore, come ingegnere, no? Io adesso valuto il governo come sta andando, a prescindere se destra o sinistra. Io al giorno di oggi vedo tanti contratti a tempo determinato di qualche settimana, qualche mese.
vedo che praticamente l'inflazione è alle stelle, gli stipendi non sono aumentati, stiamo parlando di stipendi medi 1.400-1.500 euro, dove tante famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. Io vado a vedere queste cose qui, a prescindere se è destra o sinistra, ma io vedo che la situazione al giorno di oggi è così, quindi io dico ovviamente a me non mi va bene votare questa gente qui, perché diciamo, il mondo di lavoro richiede praticamente uno che viene contribuito bene, nel senso soprattutto all'inflazione, perché abbiamo visto in altri paesi, in Germania, in Austria sono stati aumenti, hanno dato l'aumento a tanti lavoratori, invece qua gli stipendi sono sempre uguali, e dove anche adesso tanti giovani, anche italiani, che sono molto di più rispetto agli immigrati che vengono qua, stanno scappando all'estero, dove vengono contribuiti in modo molto migliore rispetto a qua. Ho capito, quindi è una questione anche di salario. Dobbiamo andare in pubblicità, sono le 9:15 già passate, torneremo tra poco, fra qualche minuto. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, 9:20 minuti. In studio con noi c'è Ali Yazbek, che è del Partito Democratico, vicepresidente della Consulta degli Immigrati di Trieste. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Buongiorno. Buongiorno. Sì, ci dica. Posso intervenire? Sì, prego. Senti, volevo raccontare una cosa, è personale, ma che pochi sanno, volevo raccontare proprio il giovanotto che mentre praticamente si lamentano che vogliono 5 anni invece di 10. Sì. Allora, io sono triestina, la mia famiglia di generazioni, 7 generazioni triestina. Solamente sono nata nel 1948, no? Ho 77 anni. E quella volta, quando l'Italia non era l'Italia a Trieste, forse lei non sa, l'Italia è venuta nel 1954, no? Noi eravamo figli, io mio padre è inglese, i figli degli occupanti. Sì. Mio padre era inglese e mia mamma è triestina. Sì. Automaticamente, siccome non era ancora Italia, noi avevamo, chi era figli di americani, chi figli di inglesi, avevamo automaticamente la cittadinanza sia britannica oppure la cittadinanza americana. Quando è venuta l'Italia nel 1954, sì. Guardate che noi, nati a Trieste, da un genitore italiano, no? Dovevamo fare il foglio di soggiorno. Allora, io ho fatto il foglio di soggiorno ogni anno, andavo con mia madre a fare il foglio di soggiorno. Poi sono andata in Gran Bretagna e lì automaticamente ero inglese, potevo lavorare anche. Quando sono tornata nel 72 dovevo continuare a fare il foglio di soggiorno e non mi davano il permesso di lavoro. Guarda, ero nata a Trieste, Ecco, ho avuto il permesso di lavoro quando mi sono sposata nel 73 con un ragazzo italiano, un mio coetaneo di scuola. Sì. Ecco, questo voglio dire, se non è facile per voi, per noi che eravamo figli del dopoguerra, era ancora più difficile. La ringrazio, arrivederla. Grazie. Beh, allora questo può essere anche utile per capire il tempo come abbia o non abbia cambiato le cose in termini di attesa, di tempi, di burocrazia. Poi lì c'era tutto il discorso della fine della guerra e quindi del riconoscimento di Trieste, sicuramente un mix storico che ha agevolato fino a un certo punto. Ci sono alcune mail anche. Buongiorno, una domanda riguardo al referendum ed obbligo. Chi ha firmato i contratti a pochi euro l'ora, chi ha approvato certe regole lavorative assurde? Mi sembra il signor Landini e la CGIL adesso contesta cose decise da lui, non ci vedo molto chiaro. Cosa si riferisce agli altri quesiti referendari, quelli che hanno a che fare sul lavoro? Lei gli ha dato un'occhiata, si è un po' informato anche su quelli? Ma sì, ovviamente come avevo accennato, no? Uno deve avere un certo reddito, soprattutto negli ultimi tre anni, no? Deve passare un certo reddito, nel senso se uno prendesse minori di 7.000 euro non può chiedere tipo la cittadinanza, se uno avesse figli a carico
deve avere un reddito ancora più alto, e ovviamente da quando lui fa la domanda dopo 10 anni deve essere in regola che sta lavorando in modo, diciamo, regolare, che sta pagando le tasse in modo regolare, e avere un contratto ben valido, nel senso un contratto che scade dopo un mese, dopo 3 mesi lui sta a casa, dopo riprende a lavorare altri 2 mesi. Ovviamente, diciamo, devi mantenere certi requisiti per riuscire a ottenere praticamente la cittadinanza. Un mio amico, perché lo conosco, un mio amico stretto, lui praticamente dopo 9 anni aveva un reddito leggermente più basso, è stata rifiutata per lui la domanda per la cittadinanza, ha dovuto rifare tutto da capo. Ha saputo questo dopo 2 anni, l'hanno chiamato e l'hanno detto: senti, hai un problema con il reddito praticamente di quest'anno, qui era presumo il 2020, bisogna avere un reddito valido e rifare la domanda da capo. Okay. Infatti ha dovuto rifare tutto da capo. E adesso la sua domanda è in corso d'opera? Qual è la situazione? Così, okay. Giusto una curiosità. Sì, no, giustamente. Io parlo della mia, diciamo, esperienza personale. Io ho vissuto in casa dello studente 7 anni, dove non ho potuto lasciare la residenza, lì per legge non si può. Adesso mi tocca aspettare, io adesso abito qui da 13 anni, adesso mi tocca aspettare, io adesso sono residente quasi da 6 anni, mi tocca aspettare ancora altri 4, e dopo 4 anni mi tocca fare la domanda e aspettare tra ancora altri 2-4 anni. Significa praticamente quasi oltre 20 anni. Stiamo parlando di un periodo molto lungo che può creare a me tanti vincoli, sia nel mondo di lavoro, soprattutto nel mondo di lavoro, che all'ambito personale. Quali tipo di conseguenze ha il mancato ottenimento, cioè il fatto che lei non ha la cittadinanza al lavoro, cosa cambia per capirci? No, giustamente è una domanda intelligente e giusta. Allora, nell'ambito di lavoro cosa può cambiare? Io se volessi andare in Cina, oppure se volessi andare in America, io mi tocca aspettare il visto per mesi e mesi. Tipo in India, in questi posti qui, mi tocca aspettare il visto per mesi e mesi, mi tocca anche pagare, di più mi tocca anche andare a Roma oppure a Milano a fare le impronte. Nel senso, mi tocca prendere un giorno di ferie per fare avanti e indietro a Milano oppure a Roma per fare la domanda del visto. Io parlo della mia esperienza personale. 4 anni fa, quando ho deciso di cambiare il mio lavoro, sono andato a fare un colloquio di lavoro in un'azienda grossissima qua in regione. Ho passato il primo colloquio, al secondo colloquio vado lì, c'era il direttore e mi ha detto: senti Ali, ti dico in modo sincero e onesto, praticamente la posizione che stiamo cercando è uno trasfertista, devi fare tante trasferte, ma il fatto che non hai la cittadinanza per noi crea tanti problemi. Mi dispiace, ma non possiamo darti questa posizione di lavoro nonostante che tu hai la laurea, hai l'esperienza, hai tutto, ma questa cosa ti limita tanto e ci crea praticamente un disagio. Certo. Me l'ha detto in modo chiaro e onesto. Infatti mi hanno preso, nonostante che una posizione era molto buona e retribuita molto bene. Ma da un punto di vista di, diciamo, formalità per il Libano, il passaporto libanese, la cittadinanza libanese non le consente di muoversi come invece lo può fare il passaporto italiano. Che il passaporto italiano sia uno dei più, fra virgolette, passatemi i termini, potenti del mondo è una cosa nota. Cioè chi ha il passaporto italiano, come tanti altri paesi, la Francia, la Germania, hanno in qualche modo un visto quasi per tutto il mondo. Okay. Altri paesi di meno. Quello libanese come funziona? Ok, allora quello libanese ovviamente non funziona come quello italiano, perché il passaporto italiano è uno dei passaporti più potenti nel mondo. Il fatto che adesso il mio paese è ancora, diciamo tra virgolette, sotto stato di guerra, questo qua tanti paesi evitano di dare il visto. E questo qua che ci crea tanti danni. Infatti quando i miei ho voluto portarli fuori del paese, era difficile trovare un paese che può darle, un Stato che può dare il visto. Quindi la Turchia lo ha accettato? Infatti ho provato a chiedere, diciamo, diversi ambasciati in Libano, qua là, finché sono riuscito tramite la Turchia di portarli qui. Che questo ovviamente è dovuto a causa della guerra, perché tanti paesi hanno paura che uno
prendi il visto, vai in quel paese, dopo rimani lì e non torna più indietro. Ma ovviamente io parlo della mia famiglia, i miei non interessava per niente andare via da casa, no? Dove sono cresciuti, dove conoscono la lingua, dove conoscono la società, dove abbiamo i nostri parenti, i nostri amici, ma loro sono dovuti scappare via per non morire sotto bombardamenti. Noi stiamo parlando di 2 persone che hanno 70 anni, Certo. che hanno un sacco anche di problemi di salute e cose varie. Con il suo passaporto libanese dove può andare? Posso andare in alcuni paesi, ovviamente come l'Egitto, la Turchia, il Qatar, alcuni paesi così, ma ovviamente non, diciamo, a me mi veniva più comodo portare i miei qua da me in Italia, perché ho la casa, Certo. ho l'appartamento dove posso ospitarli, dove io conosco la lingua, posso portarli in giro, posso starli vicino, nel senso posso dargli una mano. Invece io in Turchia, io l'ho portati lì, ma non ho potuto raggiungerli, perché non potevo lasciare il lavoro, lasciare tutto, andarli lì e starli vicino. Invece se potessi portarli qui, se potevo portarli qui, era già ovviamente diverso, perché ho gli amici che possono anche darmi una mano. In questi anni, quindi da detto 2013 che studi all'università, giusto? Sì, 12-13. Sì, ecco, 12-13, quindi sono passati 12-13 anni. Come ha visto cambiata la città? Se l'ha vissuta in qualche maniera, non dico politicamente, anche se magari negli ultimi anni si è avvicinato anche a questo, ma proprio come società, così una mia curiosità. Ma ovviamente Trieste è una città bellissima, praticamente anche una città strategica, perché abbiamo il mare, siamo vicino al confine, abbiamo anche le montagne. Adesso, negli ultimi 4-5 anni, anche c'è un boom di turismo, dove tutti i cittadini notano che praticamente c'è tanto turismo rispetto a prima, ma anche nello stesso tempo praticamente i prezzi delle case sono aumentati tantissimo, anche gli affitti. Per questo, secondo me, il Comune di Trieste deve trovare un piano in modo di praticamente organizzare l'afflusso dei turisti, anche diciamo, organizzare il discorso dell'aumento dei prezzi, perché vedo io oggi, al giorno di oggi, tanti giovani triestini fanno fatica a trovare un appartamento. Io oggi vado a vedere un appartamento a comprare. Alcune zone, come tutti sanno, che sta cercando un appartamento, è arrivato il metro quadro anche 4.500 euro, 5.000 euro, che significa un bilocale al giorno di oggi costa 200.000 euro, 250.000 euro. Un giovane oggi che vuole comprare una casa non ce la fa ovviamente e gli tocca comprare fuori la città purtroppo. Vero? Poi Questo qua è un grosso danno per la città, perché quando i giovani scappano via, no? Questo crea un disastro per la società in generale. Diciamo che si crea un connubio dove con il prezzo della casa, del mattone che sia affitto, quindi sia locazione o vendita, più alto, è sempre più difficoltà, ma forse difficoltà il termine è sbagliato, ma burocrazia per accedere al credito, perché poi ovviamente anche le banche devono avere le proprie garanzie sui soldi che prestano. Questo mercato sta, diciamo, entrando in seria difficoltà. Molti dicono che è una bolla che esploderà. Non sta a me dirlo, non sono un immobiliarista né un economista di questo livello, però c'è la sensazione che questo mercato è veramente quasi impazzito. È d'accordo? Sì, sono d'accordo. Infatti, se andiamo a vedere i dati, gli ultimi anni, del 2020 il metro quadro era 1.100 euro. Oggi, dopo 5 anni, siamo arrivati a 4.000-5.000 euro. Diciamo prezzi che, diciamo, pazzeschi, soprattutto chi vuole avvicinarsi alla città. È un altro problema anche che il discorso del posto auto. Tante famiglie fanno fatica a trovare un box oppure un posto auto. Secondo me il Comune deve intervenire in modo di regolarizzare, di organizzare il turismo, anche il discorso degli altissimi prezzi delle case e degli appartamenti, dove tante famiglie si trovano in difficoltà, soprattutto chi non lavora, diciamo, nel campo del turismo, chi fa l'insegnante, chi fa il poliziotto, chi fa l'operaio, si trovano in fatica diciamo, a comprare case oppure anche a trovare un posto auto. Dobbiamo andare nuovamente in pubblicità, l'ultima interruzione prima della chiusura delle 10, ci vediamo tra poco.
Bene, torniamo in diretta ancora 25 minuti circa in nostra compagnia con Ali Yazbek, che è, oltre a essere vicepresidente della consulta degli immigrati di Trieste, oggi ospite anche per conto del Partito Democratico. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno, prego. Allora, il discorso di dire il signore, siccome è distinto e così, insomma, di buona cultura, ottima cultura, è benvenuto e gli altri no. Cioè, voglio dire, chiunque venga come immigrato in Italia o negli altri paesi ed è una persona onesta, che lavora e che si dà da fare, che non delinque, eccetera, direi che può essere il benvenuto, al di là del titolo di studio, no? L'importante è che sia una persona onesta. E poi penso questo, un appunto al ragazzo che era prima, no? Non so quanti anni ha, ma sembra un ragazzino, quello che era prima, l'ospite, che ringraziano, no? Ringrazio quelli che puliscono, ma tu non devi ringraziare proprio nessuno, tu devi ringraziare il tuo vicino di casa se ti presta un uovo, ma la gente che lavora non va ringraziata, va pagata. E noi italiani, ripeto, siamo trattati dai governi malissimo. Quindi non è un problema che riguarda gli immigrati, siamo noi immigrati nel nostro paese, ma non per colpa degli stranieri, per colpa dei governi che ci abbandonano, perché io penso che essere giovani oggi come oggi crea un'ansia, crea la voglia di andare a fare la movida, a bere gli spritz, a bere le birre, per affondare questa insicurezza che c'è, che non c'era. Io sono una persona anziana e vi assicuro che la sicurezza anche minima della vita, sapere che chiami un dottore e c'è, sapere che cerchi una casa e la trovi prima o poi e magari te la danno anche quella popolare, così puoi vivere, è una cosa importantissima. L'insicurezza, la paura della vita, c'è la paura di vivere in giro, non so se vi siete resi conto, e non è colpa degli stranieri. Gli stranieri non c'entrano niente, vengono trattati malissimo. Io mi vergogno di quelle scene che ho visto alla stazione, al Silos, ma io mi vergogno, io passavo in mezzo a quei ragazzi che erano seduti in Piazza Libertà e li salutavo. Tanto sono una donna anziana, non è che posso correre rischi di nessun tipo, voglio dire, ma li salutavo proprio per dimostrare che sono persone, che non sono animali, che non sono numeri, e io di questa cosa mi vergogno. Quindi siamo noi italiani gli immigrati insieme con gli stranieri. Vorrei questo, e niente ringraziamenti, si paga la gente, non è che qua il giornalista viene qua tutte le mattine, si fa ore su ore e bisogna ringraziarlo, no, bisogna pagarlo. Se fa un favore personale si ringrazia, ma se non si paga e non si fa quel ringraziamento buttato dall'alto, chissà, come se fosse chissà chi quello là, quel ragazzetto lì, sbarbatello. Ecco, io faccio tanti auguri al vostro ospite e sarebbe un colpaccio se la destra votasse sì, proprio facesse questo passo di dare la cittadinanza prima. Pensi che colpaccio sarebbe per la destra, il PD perderebbe ogni attrattiva. Ecco, grazie, mi permette, buongiorno. signora, mi permette di aggiungere una cosa a quanto ha detto? È andata via. Che sono d'accordo sul non si ringrazia, si paga, cioè quando uno lavora alla fine se poi fa anche un lavoro che gli piace, tanto meglio. Molte volte anche in fasi di passaggio o per necessità ci sono persone che fanno un lavoro, anche se non è il lavoro dei suoi sogni, ma perché devono fare esperienza, hanno bisogno di soldi, devono pagarsi un affitto, mantenersi e tutto quello. Il ringraziamento secondo me è un in più quando si vede che la persona lavora con il cuore, cioè tutti possono lavorare, fare il proprio, in silenzio, guardando il muro, mettendosi le cuffie o facendo, insomma, diciamo, il proprio senza, diciamo, fare niente di più. Quando si vedono persone, a prescindere dal lavoro, da chi pulisce le scale al medico dell'ospedale, che ci mette umanità, che ci mette comprensione, che ci mette pazienza, che ci mette anche, diciamo, mettere a suo agio se ha qualcuno diciamo dall'altra parte, ecco, magari lì il ringraziamento aiuta le parti, aiuta chi riceve il servizio o il prodotto
anche solo in negozio, un sorriso, una buona giornata e un ringraziamento aiuta un po' tutte e due le parti, chi lavora e chi riceve il servizio o l'offerta. Quindi sì, sono d'accordo con quello che dice la signora, innanzitutto il lavoro va pagato, poi se ci si mette anche un sorriso, secondo me il clima si distende ed è meglio per tutti, però è un mio giudizio che voleva essere solo un in più rispetto a quello che ha detto la signora, che è molto condivisibile. Cosa ne pensa? Ovviamente anche io ho condiviso l'idea della signora, il lavoro deve essere pagato secondo me sia con il sorriso che con l'euro, perché si vive con l'euro, non si vive solo con i sentimenti, con il sorriso. Purtroppo anche questo qua è un problema grave che ho notato ultimamente, tante aziende praticamente chiedono ai lavoratori di fare straordinari non pagati. Praticamente questa cosa sta andando adesso molto di moda ultimamente. Secondo me non è giusto, anche tante aziende li obbligano a fare straordinari non pagati. Un mio amico è arrivato anche, mi raccontava, 25 ore di straordinari non li hanno pagato e lui è costretto ogni giorno a fare mezz'ora, un'ora di straordinari. Ovviamente secondo me non è giusto. Il lavoro deve essere pagato e retribuito sia con l'euro che con il sorriso. E qualsiasi lavoro, questo consiglio do a tutti, devi piacere a questa persona qui che sta andando a lavorare per non annoiarsi, devi piacere a lui e sempre la persona deve lavorare su se stesso, imparare nuove lingue, imparare a fare i corsi di programmazione, qualsiasi cosa che può aiutarlo ad avere un livello migliore, una vita migliore. Le leggo una mail, dunque Renata scrive: chissà perché si trovano tanti documenti abbandonati sul Carso, non vogliono essere identificati. Chi entra usando i passeur, chi mente sulla provenienza e sull'età viene qui perché sa che trova tanti diritti e pochi o niente doveri. È a causa di questi malintenzionati che il cittadino è insofferente in materia. L'ospite rappresenta una piccola realtà a cui sicuramente fa onore, scrive Renata. Grazie. Perché cosa succede? Diciamo, vado un po' a interpretare la mail. Quando si parla in Italia, a Trieste, poi siamo zona di confine, di cittadini stranieri e c'è un quesito che parla della cittadinanza, l'associazione è chi proviene dall'estero e magari delinque e chi invece lavora e fa una vita normale. E quindi si mescolano le due cose e molti hanno il pensiero che l'uno è così e non è in un'altra maniera. Lei ha percepito nella sua permanenza a Trieste questo sentimento da parte di qualcuno? Sì, purtroppo alcuni cittadini pensano in questo modo, ma ovviamente la legge italiana deve essere uguale a tutti, sia un straniero sia un italiano. Chi praticamente fa un errore, fa qualsiasi cosa che fuori legge, deve essere condannato e deve rispondere di fronte al giudice. Purtroppo tanti immigrati che entrano in Italia, durante il passaggio ci sono tanti questi qua che provano, innanzitutto li sfruttano, prendono 6.000 euro, 7.000 euro, 8.000 euro, li trattano in modo molto male e a volte anche prendono da loro i documenti apposta. Anche li picchiano, soprattutto abbiamo visto non solo qua diciamo della rotta balcanica ma anche della Libia, abbiamo sentito tanti casi, no? Ci sono anche dei prigioni apposta per questi povera gente dove prendono da loro i documenti, prendono da loro i soldi, prendono da loro tutto, anche i telefonini, non li lasciano niente, a volte li lasciano in mezzo al mare oppure addirittura non li fanno nemmeno partire oppure li fanno entrare, li fanno buttare tutte le loro robe per strada. In questi anni ha seguito un po' le vicende che hanno a che fare con la città, perché prima abbiamo guardato al lavoro, ai contratti, fra l'altro apro e chiudo una parentesi, oggi ci sono proprio all'interno del piccolo, chiedo in regia se possiamo far vedere queste due pagine stagionali, visto che si parlava anche di turismo. A luglio 23 è registrato un nuovo record con 11.295 lavoratori assunti in regione, in 10 anni il dato è quasi raddoppiato, gli occupati sono soprattutto sotto i 30 anni, quindi una crescita del turismo che ha fatto crescere il lavoro stagionale. C'è però il discorso dei contratti, no? Stagionale vuol dire ho bisogno di te 3 mesi e poi magari ci vediamo il prossimo anno, però io degli altri 9 mesi cosa faccio? Infatti, come abbiamo già accennato, è stato un boom di turismo negli ultimi 4-5 anni, infatti praticamente i dati anche dei ristoranti e alberghi anche rappresentano questo, ma il problema qual è? Che fanno praticamente un contratto stagionale, dura 3 mesi, 4 mesi, oppure addirittura alcuni ne approfittano, alcuni datori di lavoro, dove dicono, senti, noi ti vogliamo per 6 mesi, un anno, ma dopo 3 mesi, 4 mesi lo licenziano, lo lasciano a casa, oppure li fanno lavorare addirittura anche in nero.
Purtroppo questo è un problema molto grave, soprattutto se un giovane vuole lavorare per mantenersi. Io quando facevo l'università ho fatto il cameriere per un periodo giusto per mantenermi, ma se il datore di lavoro mi lasciava a casa per un mese, io prevedevo di lavorare in quel mese lì per mantenermi altri 2 o 3 mesi a fare l'università, mi creava un grosso disagio. Per questo, diciamo, queste cose devono essere organizzate e controllate bene, soprattutto dal comune. Cameriere per un giorno, c'è scritto oggi sul piccolo, tra contratti e proposte, ecco quali sono le offerte. Per capire il fenomeno si è deciso di vivere in prima persona alla ricerca di un impiego estivo, paghe buone, meno urgenza di quel che sembra, lo scoglio principale è reperire un alloggio, e qua torniamo al discorso di prima con i prezzi degli affitti e delle case, anche degli appartamenti o quello che è da comprare, che oggi sono difficili da trovare sul mercato, a buon mercato. Prima con l'ospite in precedenza Mirko Martini avevamo parlato, faccio un esempio, della cabinovia. Ora non so quanto lei si sia appassionato al discorso della mobilità, del tram, della cabinovia, del traffico. Come la vede la situazione trasporti in generale? Cosa ne pensa della cabinovia? Al netto poi che, adesso lo dico insomma senza nasconderci, lei fa parte del Partito Democratico e quindi in qualche modo il partito ha una linea, ecco, quindi insomma, quello va detto. Ma onestamente, a prescindere dalla linea del partito, no? Io vedo le cose come sono in base ai dati, perché il comune cosa dice? L'ovovia serve per evitare il traffico, ma praticamente è dovuto soprattutto al turismo. Ma il traffico, il turismo, noi ce l'abbiamo in città in 4-5 mesi, abbiamo da giugno a settembre. La maggior parte dell'anno non abbiamo questa esigenza di un'ovovia. Soprattutto anche il comune dice per i cittadini, ma dubito che i cittadini usano l'ovovia per scendere tipo da Opicina fino al centro città, tipo le famiglie e i bambini. Anche un altro punto importante, il discorso della manutenzione. Ma la manutenzione, ragazzi, costa una follia. Io lavoro in una fabbrica e io so cosa vuol dire manutenzione. Puoi spendere facilmente, arrivare a 200-300 mila euro al mese con manutenzione. Ieri parlavamo con un'azienda per fare un software, rifarlo di nuovo per un nostro impianto, ci hanno chiesto 200.000 euro. 200.000 euro per un software. Significa che dobbiamo prendere in considerazione anche il discorso della manutenzione, anche il discorso della natura, perché l'ovovia andrà praticamente a danneggiare abbastanza lì, tutti i boschi, tutta quella zona lì. E se viene fatto per il traffico, secondo me non ha senso, perché abbiamo il turismo solo per 4 mesi, 5 mesi all'anno, il resto dell'anno non abbiamo turismo. Significa che non ci risolve il discorso del traffico, a parte che abbiamo gli autobus funzionano da Dio, nel senso noi come cittadini che abitiamo qui in città non abbiamo bisogno dell'ovovia. Ma quindi lei è pendolare, cioè vive a Trieste e fa la spola con Gorizia? Sì. Ah, ok, quindi usa il treno, immagino? Anche la mia auto. Anche l'auto. E come ha visto i trasporti in questo periodo? Cioè i treni, la puntualità, le autostrade, cioè il servizio funziona, secondo lei? Ma onestamente io vorrei iniziare innanzitutto con l'auto. Adesso vedo praticamente molta difficoltà a trovare un posto auto. La volta 2 settimane fa, era un venerdì, praticamente mi sono messo da Barcola fino al centro città quasi mezz'ora, 40 minuti. Sì, praticamente... Non stento a crederci. Sì, no, veramente. E trovare un posto auto sta diventando una cosa pazzesca. Per questo il comune deve intervenire, diciamo, a risolvere anche questo problema qui ai cittadini, perché adesso anche i box dell'auto, i prezzi oscillano tra 40.000 e 50.000 euro, che all'epoca, 4-5 anni fa, uno poteva comprare un bilocale con 50.000 euro, no? I prezzi anche dei box stanno volando. Secondo me il comune deve intervenire in modo di regolare anche questo problema qui, che soprattutto arriva con l'arrivo dei turisti. Invece i treni fortunatamente funzionano da Dio, nonostante ogni tanto ci sono un paio di ritardi, ma comunque in generale funzionano bene. E invece il suo percorso universitario, cioè l'Università di Trieste sta crescendo negli anni, anche parlando con i rettori che ci dicono che effettivamente è un buon momento, c'è da lavorare sicuramente, però l'Università degli Studi di Trieste si ritaglia la sua fetta di prestigio nel panorama nazionale. Infatti il fatto che io ho scelto Trieste per vivere qui, per venire, la sua fama, la sua importanza che si sente anche fino all'estero. L'università è una città molto buona, strutturata bene, i professori praticamente sono molto in gamba, sono molto disponibili.
soprattutto sto parlando della mia facoltà di ingegneria, dove la maggior parte di loro anche hanno fatto esperienze all'estero, hanno fatto il dottorato, hanno studiato all'estero e hanno visto anche le fabbriche, le altre realtà all'estero. Per questo l'università, diciamo, a Trieste è un'università molto, molto buona, diciamo, è molto importante, dove praticamente uno lì dove può imparare tante, diciamo, competenze, tante cose, e la cosa più bella che adesso che anche tipo io parlo, tante facoltà sono diventate specialistiche in inglese, solo in inglese. Questo è un passo veramente stato molto intelligente, perché adesso al giorno di oggi al mercato di lavoro è molto richiesto l'inglese, soprattutto se uno vuole crescere in qualsiasi ambito, no? Sì, è molto importante. È vero, a me le lingue da diversi anni sono un requisito fondamentale, come anche la conoscenza dei sistemi informatici, cosa che magari 20 anni fa non era proprio così, oddio, 20, 30 forse anni fa non era così. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Scusami, sono Pierina, ti stavo ascoltando ogni giorno e il fatto di Don Via, del tram. Sì. Mi volevo dire un mio parere. Prego. Buon tram mi pare che funziona, sì. Però di Don Via mi lasciassi in parte, perché sono buttati i soldi in mare. E un'altra cosa, sì. Il mio parere, non sarebbe meglio, nel mio ignoranza, mettere per i bambini e i trenini San Giusto e Miramar, i castelli di Miramar, tutto dentro nel giardino, che è tanto bello, e anche San Giusto, di mettere quei trenini come che si vede in tante parti, che i bambini gli piace. Ma sì, è un'idea, certamente, poi non so quanto l'abbiano valutata il comune da una parte. Per me sarebbe tanto meglio, tanto più bello, perché è San Giusto di mettere questi trenini che i bambini gli piace. Sì, e chiaro, anche chiaro. il castello Miramar, che è tanto bello. Grazie signora. Sì, prego. Grazie. Beh, sono attrazioni, poi ci sono certi siti dove vengono installate più o meno installazioni, diciamo, coerenti con il contesto. Quello di Miramare e quello di San Giusto, due castelli. L'idea di magari un trenino interno al parco di Miramare potrebbe essere un modo per agevolare la visita anche ai più piccoli, farli divertire, ma ci penserà la direttrice contessa al caso a mettere su qualcosa del genere. Lei ha visto Miramare, sì? Immagino. Sì, certo. Abbiamo un castello meraviglioso dove veramente, diciamo, uno dei pochi in tutta l'Europa. Anche lì c'è un bel view, il giardino anche mantenuto bene, bellissimo, dove attira anche tanto turismo. Tantissimo. Un'altra mail dice: volevo portare l'attenzione al fatto che si parla sempre di impieghi dove mancano lavoratori, ma questo riguarda sempre i giovani. Non si parla mai e poi mai della fascia d'età dimenticata dalla società, che è quella degli over 40 che restano senza lavoro. Ne conosco tanti e tanti imprenditori non li assumono perché non ci sono agevolazioni e c'è l'idea che uno dopo i 40 è vecchio per il lavoro. Cosa ne pensa lei di questo? Anche magari con dei colleghi che ha avuto nei suoi lavori. Allora, questo discorso è vero in alcune aziende, no? Viene pensato perché dobbiamo assumere una persona over 40, dopo ci sarà per noi un peso, quella. Per questo io invito tutti, qualsiasi lavoratore, no? Anche la stessa cosa che dico ai nostri operai in azienda, non focalizzati solo su un impianto tipo un taglierina, mettersi lì, stare 10 anni, 20 anni, imparare solo quel mestiere lì. Bisogna spostarsi, imparare altri mestieri, così uno ha più competenze, così l'azienda ha più bisogno di lui e un domani se uno volesse cambiare lavoro, nel senso ha più competenze più in mano, nel senso conosce il programma SAP, conosce Python, conosce usare la taglierina, conosce utilizzare l'impianto di spalmatura, l'impianto di metallizzazione. Ci sono tante cose, diciamo, uno deve prevederli già prima, non aspettare. Io conosco
adesso un paio di persone che conosco dove fanno un mestiere da 30 anni, stesso mestiere, ma una cosa è sbagliata perché uno deve investire su se stesso per, diciamo, imparare nuove competenze, perché metti caso l'azienda fallisce, metti caso, non so, vogliono diminuire praticamente il numero di operai, come fai? Tu rimani in mezzo alla strada, a una certa età, fai fatica a trovare un lavoro, per questo uno deve investire su se stesso e crescere assieme all'azienda. Beh, un buon consiglio questo. Abbiamo ancora una telefonata, ma stiamo andando in chiusura. Buongiorno. Buongiorno, Prego. sono Maria Giovanna, buongiorno. Dica. Sarò velocissima. Sì. Sono d'accordo con il vostro ospite, perché comunque è molto ragionato quello che dice, e a proposito di ringraziamenti vorrei ringraziare la signora Silvia, che comunque, se non riesco a prendere la linea, spesso e volentieri interpreta il mio pensiero. Grazie e un buongiorno a tutti. Grazie signora, e gliela saluteremo la prossima volta che la riascoltiamo. Ancora una mail. L'ospite ha detto che non avendo ancora la cittadinanza non può andare a votare, ma può rappresentare un partito. Cosa ne pensa della realtà che troviamo a Monfalcone? Chiede Renata. Beh, l'associazione a partito mi pare che sia, non so, a prescindere dalla cittadinanza, non lo so onestamente, non ho mai avuto un'espressione a un partito, quindi non lo so. Io, vado anche abbastanza fiero. Io onestamente ho vissuto a Monfalcone 2 anni, una bellissima città dove, diciamo, può crescere tantissimo. Io come persona, se un domani volessi candidarmi, mi candido solo per il bene della città, dei cittadini, a prescindere dei partiti. L'importante è portare le idee delle persone. Tipo città come Monfalcone, dove gli stranieri, gli immigrati rappresentano una buona parte della società, della città, ovviamente questa gente qui deve essere rappresentata. È una città dove, diciamo, molto ricca, stiamo parlando di grossissime aziende, stiamo parlando di Fincantieri, Mangiarotti, Cemolai, dove praticamente può la città crescere tantissimo attraverso queste aziende qui, non come adesso che vedo praticamente lì non c'è abbastanza crescita, dove ci sono come molti vincoli contro la comunità bengalese, dove ultimamente le hanno vietato di fare il loro sport che si chiama cricket, dove le hanno fatto tanti divieti a fare tante cose. Loro dicono, ma loro non sono integrati bene, ma nessuno nasce in 3 mesi. Ci vuole del tempo per l'integrazione della gente, bisogna investire su di loro e praticamente andare a parlare con loro, non metterli tanti vincoli, praticamente sempre provare a limitarli. Le faccio vedere una notizia e poi in un minuto ormai chiudiamo. Il vescovo e l'imam unanimi, va data dignità a Gaza. Cosa mi dice? Ok, ovviamente noi condoniamo praticamente l'attacco terroristico da Hamas verso Israele che è successo il 7 ottobre, ma allo stesso tempo quello che sta facendo praticamente il partito destro in Israele che viene rappresentato con Netanyahu praticamente si chiama genocidio, praticamente dove ogni giorno vengono massacrati centinaia di donne e bambini. Fino ad oggi, stiamo parlando oggi alle 10 del mattino, sono stati ammazzati 17.000 bambini, ragazzi, 17.000 bambini, oltre le donne e gli anziani. Tutti noi sappiamo la storia della dottoressa un paio di giorni fa, hanno ucciso 9 dei suoi figli e ieri suo marito che era ferito è morto. Noi stiamo parlando di un genocidio praticamente che inspiegabile, che quasi dopo 2 anni questa guerra sta continuando ad andare avanti e nessuno sta riuscendo a fermare Netanyahu e la parte destra sua. Bisogna avere 2 governi, una palestinese e una israeliana, e trovare a fare un pace tra tutti e 2, entrambi i lati. Noi dobbiamo chiudere, grazie ad Ali Yazbek che è stato voi. con noi questa mattina, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata, buon lavoro a tutti. Chiudiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, un buon proseguimento, arrivederci.